voi state lasciando i like, perché se non lasciate i like, che facciamo a fare tutta sta manfrina? Esattamente. Vi vedo. E direi che possiamo anche andare live, ma perché no? Buonasera amici bellini, sale la febbre solamente precalcistica, per clamor di Dio, perché non è proprio il momento. E qui vedete nella minima qua, nel piccolino qua sotto, un ospite specialissimo che tra un po' vi presento. Prima di cominciare, mentre voi lasciate tutti i like, io devo subito ringraziare il grandioso Luca Delise, che parte direttamente con questa cosa qua ancora prima che uno partisse, un supporto mai visto nella storia di YouTube Italia e mondiale. Devo dire la verità. Comunque, nel frattempo voi vedrete che questo sto facendo altri esperimenti, l'ultimo iscritto, l'ultimo che ha donato, eccetera, eccetera, ma senza indugio vi ripresento lo straordinario Francesco Petito, amico mio. È un onore. L'onore è mio, Francesco. Gli amici devono sapere che noi siamo ex compagni di scuola, di classe, e anche extra scolastico, insomma la nostra amicizia andava al di là e ce ne siamo fatte di partite di pallone di un certo livello anche. Sono venuto anche a New York, non lo dimentichiamo. Ovviamente a New York sei sempre stato mio ospite gratitissimo, anche se poi tu fai i fatti tuoi, vai negli alberghi, fai quello che devi fare, giustamente. Ero in piacevolissima compagnia, come ti ricordi. Ma io vedo che tu c'hai una maglietta addosso e prima di cominciare, sì, vedi che gli amici ti cominciano a salutare. Qualcuno ricambio tutti i saluti, ovviamente. Qualcuno dice Juve in affanno, già. Io poi ho un link in sottofondo che posso guardare, ma sarò completamente in ritardo, quindi non è il caso. Se vuoi te la dico in diretta, Valerio. Chiedimi quello che vuoi. Tu tieni un occhio anche lì. Sì, certo. Senza dubbiamente. Buonasera, Francesco ti saluta. Francesco, allora, questa maglietta che tieni addosso non è una maglietta come tutte le altre. No, allora, questa risale al 2014. Esatto. E mi fu donata da Raul Albiol, che abitava di fronte a casa di mio fratello al Vomero. C'ho l'autografo con dedica, 2 autografi, uno di una persona che non si può neanche, di un ex calciatore che non si può neanche nominare, e un altro appunto di Raul con dedica, perché ho fatto un brutto incidente io anni fa, e ripeto, mi ospitarono a casa di Raul e io seduto sul divano, non me lo dimenticherò mai, mi raccontò anche lui che ai tempi del Malaga, se non erro, anche lui ha fatto un brutto incidente automobilistico, sì, e gli hanno asportato anche la milza, e fu molto, fraterno, proprio, devo essere onesto, veramente fu un'esperienza magnifica. Guarda, già all'epoca ti dirò, notai l'antipatia ripeto, dell'innominabile, perché non lo voglio manco annummanare, che per farmi l'autografo, io ho la foto con Raul, tutto. Lui non si fece la foto, e per farmi un autografo merdoso, c'è una faccia proprio veramente come a merd, perché chi è una merd? Vabbè. Comunque, Raul Albiol veramente una persona fantastica. Albiol ci manca sia come persona sia come difensore, ma più che altro come regista basso, come primo regista. Spogliatoio, perché aveva una leadership secondo me silenziosa all'interno dello spogliatoio, è stato uno di quelli che abbiamo sai, il classico che sottovaluti finché non se ne va. Sì, esattamente. Anche come stile, parliamoci chiaro, che il Napoli ne avrebbe un po' bisogno di un po' di eleganza e di stile in più, e lui ce l'aveva. E ce l'aveva sicuramente. Ma proprio come compostezza, proprio come uomo, proprio... Come uomo, l'hai detto. Assolutamente.
Leggiamo qualche commento, sono nuovo nel tuo canale, ma un grande Juve merda me lo consenti? Fabio, Ma tutta io la vita. lascio libertà di parola, ovviamente. Non c'è... se tu scrivi punto esclamativo Juve, tutto attaccato, ti risponde direttamente il bot. Che c'è un bot che risponde e dice cosa... Gabriele non ha capito chi è l'innominabile. Merdain. Cioè, vedi, parlando poi di Juventus, di cacca, ovviamente Fabio aveva intuito e ci siamo. Bravo Fabio. E Angela ci dice che bello, sei stato ospitato da Raul, quanto ci manca Vagliù, ed è proprio vero così. Ma pure la Francesco, dedica, una dedica magnifica, veramente, ripeto, abbiamo avuto una brutta esperienza entrambi, non so se la riesco a inquadrare bene. e io sì, aspetta, ti faccio un attimo più grande. Un Vai. attimo solo. Per il mio amico Francisco, buona suerte. Eh, Faccio un attimo solo, cerco di stendere perché io sono ancora infortunato purtroppo. sì, sì, ma si legge, si legge. Buona suerte. Con la firma sotto. Con le due firme, ripeto, una veramente oscena, una è il 33 e un'altra è il 9, però inquadro solo il 33. Il 9 sta bene dove sta, a mangiare McDonald's a Miami. Eh no, manca su sta mangiando perché ha preso pure lui il Covid, vaffanculo. Ah, ecco, vedi, solo take away. Bravo. Bravo. Allora, noi teniamo un occhio ovviamente alla Juventus che qualche sito riporta con un 4-4-2, ma non sono sicuro, nel senso che portano Bernardeschi alla destra, Kuluseschi alla sinistra, la solita, insomma, la solita roba mista, no? Con Danilo terzino che però diventano a tre quando attaccano, non lo so, non sto vedendo perché ovviamente priorità alla connessione. Ma tu, Francesco, tu hai visto Tottenham City praticamente? Tutta la vita. Mm. Che partita hai visto? Partita, Che ci interessa? partita meravigliosa dove abbiamo visto la vecchia concretezza dell'Inter di Mourinho. Un Tottenham ovviamente che 200.000 tocchi, veramente agghiacciante, una difesa, il primo gol osceno, cioè un primo gol veramente elementare, primo Mm. e stanno tirando il prezzo su Koulibaly quando ne avrebbero un bisogno mostruoso, non so Guardiola che ha avuto anche il rinnovo a giusto 12 milioni di sterline al Mamma mia, secondo. mamma mia. Però per spenderne 60, 70-80 per Koulibaly fanno il braccino, quando poi, ripeto, ne avrebbero un bisogno vitale, perché Vabbè. la Champions League come stanno mesi non la vinceranno né mo e né mai. Le ultime parole famose, mo chi stanno vincendo la Champions League. Ma meglio per noi, no? Ma alla fine Koulibaly verrà ceduto e spero al City che, ripeto, tra le squadre inglesi insieme al Manchester United è quella che ne ha più necessità assoluto, vitale. Il Sì. Manchester City deve, cioè per me Koulibaly sta dopo Sergio Ramos c'è Koulibaly. Ma è... Quindi cioè, devono assolutamente, cioè con la Port l'hanno pagato tipo 70 milioni di sterline, illo tempore, non mi ricordo, che è veramente una cosa indecorosa. Cioè No, un poca roba. Io centrale, l'ho guardato bene anche nella Champions dell'ultimo anno e mi sembra veramente si muove come un campagnaro. Magari si ma porta questo. Campagnara, Ronica e Cannavare ai tempi erano uno spettacolo rispetto a Ruben Dias, È proprio Walker, vero. Laporte e Cancelo. Cioè, con tutto il rispetto per Walker, che come terzini, tanto quanto Walker e Cancelo, uno bloccato, uno che è più di spinta Che come Cancelo, ci palle. può stare. Ma Laporte, guarda, vabbè, non parlare portiere, Ederson, veramente una cosa indicibile, E questa roba indicibile. del portiere che deve giocare per forza con i piedi, il famoso fazzoletto di Sfacim che tutti quanti su questo canale, basta, cioè va bene ogni tanto, però Ma facciamoli parare. secondo me, Valè è troppo legato. Ti ricordi il Barcellona dei miracoli che Sì. c'aveva quel Victor Valdés che era qualcosa di anche lui di indegno, cioè te la faceva centrocampo e segnava, basta capire la porta. Sì. O facevo con lo Barcellona di Guardiola. La stessa cosa su Ederson. Mamma mia, cioè è una cosa. No. Poca, Però poca per, roba.
per Koulibaly offrono 60 milioni. Ma cioè, tu le veni a pigliare a Napoli per 160. No, sotto questo punto di vista sono contento che almeno non l'abbiamo svenduto, perché il periodo è quello che è. Avevamo fatto un po' di mercato preventivo, ti sei comprato Rachmani, hai mantenuto Maximovic, lo so, e tu fai così. Ragazzi, voi dovete sapere che Potito ha delle idee molto precise sulla storia, no, sulla storia, insomma, sulle valutazioni dei nostri giocatori. Ringraziamo al volo il grandioso Lino Bailo, Grande Lino. che non manca mai all'appuntamento. Buonasera a tutti gli amici bellini, lo ringrazio, e tra un po', io credo, forse con un leggero ritardo, il computer dovrebbe capire e dovrebbe mettermelo qui in alto, perché io sto facendo degli esperimenti. Ecco, vedi? Arriva un po' in ritardo, ma poi arriva. Che meraviglia. Ok. E quindi vedi, c'è più soddisfazione, c'è un pochino di animazione e Lino Bailo poi compare, quindi io lo posso anche togliere da qua. Molto bene. E se vi iscrivete al canale, voi la vedete la scritta qua, ultimo iscritto, dovrebbe fare la stessa cosa. Quindi se non siete iscritti, qua sotto obiettivo iscritti, voglio 150 iscritti nuovi, belli freschi, belli ecco, vedi Fabio, vedi il buon Fabio, e secondo me il computer sta capendo e sta anche facendo il translate, diciamo, della cosa da €1 a $1,19. Non c'è male, ragazzi. Grazie Fabio, ci sta tutto il cicchetto. Francesco, tu stasera un po' di vino, non lo so che No, vale, io ti dico solo che da ammonizione per Quadrato gli hanno dato fallo a favore. Ti dico solo non ci posso credere, ma ogni volta, ma non è possibile. C'è un tale Tripaldelli, che non so chi sia, mai sentito, Manco io. Alessandro Tripaldelli, gli prende la palla a Pulito, lui cadendo prende il pallone con la mano, l'arbitro gli dà fallo a favore. Ti dico solo questo. Mamma mia. Io guarda, sono quasi contento che non la sto vedendo, perché vado in freva senza... Però mi dispiace che tu non la stia guardando, perché sta giocando un tuo pupillo nel Cagliari. L'ottimo Unas, Un campione. voglio immaginare. Quindi è un Cagliari che sta col 4-2-3-1 con Esattamente. Rocco in mediana. Rog è un certo Marin. Sì. E poi questo Tripaldelli, Joao Pedro e un as dietro il grande Simeone, ma grande solo perché è figlio di Simeone del Ciolo, altrimenti... Esatto. Vabbè, Simeone ci ha un pochino illuso un po' tutti, secondo me, all'inizio della sua carriera. Poi questa è la dimensione probabilmente sua, ma neanche media classifica. Attenzione, Francesco Lapariello si è iscritto al canale. Che grande Io non ci credo che non era iscritto. Secondo me ha fatto che si è disinscritto. Bravo, per attirare la nostra attenzione. Vedi? Lore e Libbo sono i migliori amici di Luca Ronaldo. Si è iscritto al canale, un nome lunghissimo. Benvenuti ragazzi, questo canale voi lo sapete, ogni tanto qualche live. Dovete iscrivervi anche al canale Telegram per non perdervi le notifiche. A proposito, mi ricordo che ho mandato la notifica di pre-live, ma adesso devo mandare la notifica di live effettiva. E lo facciamo subito al volo, perché no, in realtà. E quindi facciamo tutto al volo. Tu nel frattempo, Francesco, fammi un po' di telecronaca. Che sta succedendo per gli amici? C'è la Juve che palleggia in maniera abbastanza senza verticalizzare, però viene molto ben contenuta da un Cagliari veramente combattivo. Ecco Rog, grandissimo, per me è un grandissimo giocatore, purtroppo però si è inserito veramente in maniera... Sì, Rog mi è sempre piaciuto, però nel Napoli non ha funzionato. Anche nel Cagliari, secondo me, non sta dando il meglio di sé. Stu Tripaldelli è interessante, giovane, però mo mi converto in te. Faccio l'amante delle merdine. Sì, sì, abbiamo questo rapporto. Dici. Per quel poco che sto vedendo, una Juve abbastanza inconsistente. Cioè, veramente, se aggredita alta, come sta facendo il Cagliari, loro fraseggiano, però non verticalizzano.
Ho capito. Noi, vabbè, volevo spiegare agli amici che giustamente non conoscono, noi abbiamo un rapporto particolare, specifico, dove ogni singolo giocatore viene analizzato spaccando il capello e si fa analisi tecnica, insomma, di ogni giocatore. Io, per esempio, oggi ho guardato Spezia-Atalanta e ho cercato di scoprire dei nuovi dei nuovi talenti, perché no? È questo, come si chiama? Vagnali, non mi ricordo anche, però te lo dico subito, che è un giocatorino. Vignali, 1,83 m, 34 anni, cioè vale 1,83 No, m. 24. Quale 34? 24. Io c'ho Luca Vignali, io ce l'ho che è dell'86. No? Hanno sbagliato a scrivere. Io vedo 86, però su Wikipedia ho visto 24, quindi ci deve essere 11 gennaio 86, quindi un giocatore veramente ignobile. Cioè... allora qua dobbiamo vedere chi ha fatto fake news, se l'app oppure Wikipedia. Sì, dobbiamo vedere assolutamente. Vedi, Wikipedia porta 11 gennaio 96. Allora sicuramente avrà ragione Wikipedia, però è una merda, cioè, mo a prescindere, Canadene 34-24, cioè è un giocatore buono, che ne so. Ma Sì. vedi, ci confermano 34 anni, però io non l'ho visto 34enne in viso. Mi sembra, facciamo un terzo controllo su Transfer Market, perché magari Vignali, Transfer Market, se esiste, perché non tutti i giocatori. Vale, ma una domanda che io ti faccio, è Sì. un giocatore che sposta gli equilibri? No, assolutamente no. Allora, è meglio gli usai, poter dicere, cioè che sto dicendo la mia bocca. Cosa sta dicendo la mia bocca? Sicuramente è così, però era all'esordio in Serie A e aveva un compito non facile contro un Gosens che è stato il migliore dell'Atalanta. Noi l'abbiamo visto bene. Dalla fotografia di Transfer Market, Luca Vignali sembra che ha 40 anni, nemmeno 34, ma lo riportano nato nel 96. Quindi se diamo ascolto a Transfer Market, e spero che abbiano ragione loro, perché questo è il loro mestiere, è un 24enne all'esordio in Serie A, terzino destro dello Spezia. Non lo consiglio a Giuntoli perché, come diceva il buon Francesco, non sposta gli equilibri. Non li sposta. Se vogliamo partecipare, come nostro solito fare ormai da 10 anni a questa parte, alle competizioni, allora andiamo avanti con i Vignali, con i Mario Rui, con gli Usai, andiamo avanti con queste belle merdine. Se vogliamo continuare a partecipare, io vorrei fare un anno da Leone, vincere qualcosa e poi continuare a partecipare come stiamo facendo. Non sto dicendo andare in Serie B. Partecipare va bene, però alzare un trofeo che non sia la Coppetta Merdina Italia. Sulla Coppetta non sono d'accordo. La Coppetta Italia, finché la vinci, è un altro trofeo che si mette in bacheca, e quando la vinci contro quelli là sono due vittorie in una. Senza dubbiamente, quello sì, però tutto Qua ci chiedono un pronostico per domani. Io i pronostici di solito non li faccio, esatto, vedo già il silenzio sul volto di Francesco. Di solito non lo faccio, l'ho fatto in questi giorni perché le altre live, ospite negli altri canali, e ho detto 2-2. Non mi sono sbilanciato né da una parte né dall'altra. È una partita da tripla. Insiste Sky, la Gazzetta, tutti i siti e i portali a mettere il 4-3-3. Non sono convinto. Non so, Francesco, tu che ne pensi? Se tu credi che Gattuso insista col 4-2-3-1 anche senza Osimhen, o se fa marcia indietro ritornando al 4-3-3. Ma secondo me lui ormai ha inculcato una idea di gioco, che è la cosa più importante, quindi il modulo è relativo, a mio avviso. Secondo me partirà più su dove è più collaudato, quindi secondo me sostituirà giusto Mertens con Osimhen e andrà di 4-3-3. Ok. Eddie Madia ci dice: se fosse stata Valentina Vignali un pensiero l'avrei fatto. Ammetto la mia ignoranza, faccio un controllo al volo. No, ha ragione. Ha ragione, vedi? Vedi, mi esce subito Valentina Vignali, esce subito Instagram, la prima cosa, quindi vuol dire che merita. E ti do ragione, amico mio. Caspita. Ritorna con Stefano Laudoni, che non so chi sia, ma non c'è male proprio.
E anche se lei avesse 34 anni, Transfermarkt, non lo so, ma va più che bene, va più che bene. Titolare inamovibile. In quel caso sì, per distrarre anche gli avversari. Fabio va in silenzio stampa, Quadrato è sempre a terra, ci dice Baby Fox. Sì, ha ragione Baby Fox, assolutamente. Il buon Fulvio neanche convinto del 4-3-3. Io non lo so, più che altro, a parte che sappiamo da dichiarazioni di Gattuso che lui mischia sempre un po' le carte in allenamento e vuole tenere anche gli stessi giocatori un pochino sulla corda, che non si sa chi gioca all'ultimo a tutto. Però anche quando ci siamo trovati senza Osimhen in Coppa Europa, poi alla fine lui addirittura ha messo Lobotka trequartista, confermando, lo so, pensa un po', per confermare, pur di confermare il 4-2-3-1, ci siamo ritrovati un Lobotka in fase di non possesso punta a tutti gli effetti, vicino a chi era? Petagna, male proprio. Ti voglio dire una cosa, no, Vale? Se lui è molto ancorato, qual era il tuo amico che era perplesso sul 4-3-3? Fulvio. Fulvio, io una domanda che faccio a te e anche a Fulvio. Cazzo! Scusa, mi ha segnato Juventus. No, facci sapere. Ha segnato quella merda di Cristiano Ronaldo. Un bel gol, per onesto. Bel gol. Sì, vabbè, è rientrato sul destro e il difensore, che quello ormai che lo fa Cristiano Ronaldo, però a farlo bene come l'ha fatto, l'ha messa bene, dai. Tirato forte, angolato. Diciamo, come fa un po' Insigne, dai, solo che Insigne ha avuto in da curva e lui l'ha buttata un po' nell'angolino, guarda, sì, si è accentrato e tiro a giro forte nel palo lungo alla destra del portiere. Antonio Musella ci dice: ma dove sta scritto che Petagna non può giocare col 4-2-1? Io quello ti volevo chiedere a te e all'amico che non vede il 4-3-3. Scusami, allora Petagna a Porto non avere, Osimhen idem, a questo punto fallo giocare a Petagna merda, perché non può giocare, scusami. No, ma infatti io sono convinto... Non cambiare l'assetto che già c'hai, che è mentalizzato dalla squadra, e metti Petagna merda, tanto, non vedo questa differenza, certo, è più statico Petagna merda e Osimhen, però per una partita a Petagna merda gli fai fare quello che non ha sempre fatto, ovvero correre alla disperata, e quando vedi che sta in debito all'80° lo tiri fuori, per dire, sto ragionando. Notizie che ci vengono dall'interno, pare che Osimhen voglia addirittura essere convocato almeno per la panchina. Sì, ma ce la può fare. Ce la può fare. Lustazione, spalle, insomma, devi vedere quanto c'hai, magari qualche minuto. Io non rischierei, ti dico la verità, però la partita è importante, è una di quelle importanti, e sono d'accordo con te. Per me Petagna può tranquillamente fare, secondo me l'unica cosa è che si può conservare il cambio nel secondo tempo, e quindi magari fare un discorso che stiamo in vantaggio o in svantaggio. Con Petagna tu puoi fare quel lavoro sporco che gli puoi dare la palla addosso, se la può trattenere, può fare un po' a sportellate, può far salire la squadra, assolutamente. Esattamente, e quindi ci può stare anche nel secondo tempo. Ci confermano ovviamente il gol di Ronaldo che tu ci hai dato in anteprima, con Romagnoli, ma anche no, non so Fabio cosa intende, perché giustamente c'è un leggero ritardo. Fisicamente Petagna la regge alla grande Romagnoli sì. Fisicamente. Romagnoli Kier, la coppia centrale del Milan, Petagna li può tenere tranquillo, fisicamente ci sta tutta la vita. Molto più di Osimhen. Paradossalmente la vedo più una partita per Petagna merda che per Osimhen. Io, mentre tu mi descrivi i due centrali del Milan, io sono d'accordo su un fatto. A me Petagna l'unica cosa che non mi convince è quando deve fare il primo pressing. Il primo pressing sui difensori è molliccio, perché giustamente è pesante. Ma il Milan non è che fa una grande partenza dal dietro. Sì, Romagnoli può fare impostazioni, ma lo stesso Kier non ha questi grandi piedi per impostare l'azione, quindi dovrebbe mettersi giusto a schermo per la linea di passaggio per Benasser, che fondamentalmente è quello che si viene a pigliare il pallone. Si può fare. Il buon Petagna secondo me si gioca delle ottime carte.
L'unica cosa che Petagna non fa, cioè l'unica, una delle cose che non fa rispetto a Osimhen è che non attacca la profondità e che non fa quel gioco alle spalle del difensore. Cioè tu a Esattamente. Petagna non lo puoi mai lanciare alle spalle del difensore con un lancio in profondità e lui attacca la verticale, non lo potrà mai fare perché cioè, è pachidermico. Però Attenzione, l'ho quasi acchiappata, l'ottimo Levitan Artemius Blow, non ci fa mancare il suo supporto, ti ringrazio amico mio, tra un po' vi chiamo tutti live perché meritate, assolutamente. Scambio Milik Vesino, 97 Mare Chiaro, tra l'altro che grande nickname. Francesco, Scambio Milik Vesino, come la vedi? no, cioè, vabbè, pur di Eh. ottimizzare qualcosa va bene. Vesino è rotto, parliamoci chiaro. Pure secondo me ti compri un giocatore che non è integro. Però a me è sempre piaciuto perché comunque c'ha una fisicità importante. Vesino ora, cazzo, vaffanculo, doppietta di questo pezzo di merda. Vedi, doppietta di Ronaldo qui live. Sì, sì, vabbè, qua opportunista, diciamo, un gol su una spizzata da un calcio d'angolo di Demiral, viene lui pronto sul secondo palo e fa un tap-in facile per lui. Comunque è una merda, sono giocatori, vabbè. Certo. Dicevamo di Vesino, cioè comunque che è 1,90 m e qualcosa, cioè comunque è un centrale che là in mezzo per far riposare anche Bakayoko e per avere un doppione male non sarebbe. Così ci sfanculiamo un po' di quelle merdine dei vari Lobotka e Demme, almeno uno ce lo vendiamo, vaffanculo, che servono? Cioè, parliamoci No, chiaro. non me lo toccare, non me lo toccare. Eccolo. Sullo vodka sono d'accordo, non mi sta entusiasmando assolutamente perché è un po' di tutto, ma non è niente di che. Credo che questo sia diciamo una sorta di riassunto sul giocatore Lobotka, ma Demme è sempre quello che lascia una squadra prima in classifica in Bundesliga per venire al Napoli di corsa a piedi, è venuto a piedi, quindi merita perché sono poche le bandiere, ne vedi, lui va in silenzio stampa. No, perché cioè, io non ho visto sto giocatorone. Non è un giocatore. Demme però era quello che ci serviva l'anno scorso perché a noi serviva la semplicità, perché stavamo Sì, facendo sì. schifo. E lui ha portato di nuovo quella semplicità che per un momento abbiamo ripreso in mano la squadra. Poi adesso, ovvio, prendi Bakayoko, metti lui e Fabian, hai più spessore e hai sia più qualità sia più fisicità. Mi sembra evidente. Cioè, non possiamo negare l'evidenza dei fatti, dei numeri, dei centimetri e della qualità, ovviamente, che tra Bakayoko e Fabian c'è. Poi Fabian è un altro di quei discorsi che spacca un po' la tifoseria. Io sono un fervido Sostenitore di Fabian, assolutamente. Io vado a corrente alternata perché ogni tanto mi fa bestemmiare, però sono è innegabile, cioè sarebbe essere disonesti negare le qualità di Fabian, tecniche e fisiche anche. Quindi è un giocatore che farà strada, è giovanissimo ed è sicuramente a potenziale anche di crescita. Giancarlo Pacelli ci ricorda che Lobot che è stato pagato 20 milioni e non è Bravo Giancarlo, bravo. Là infatti faremo una minusvalenza di quelle importanti proprio. Attenzione, mostruoso un ass, ci dice Walter, che sta facendo? Walter, che partita ti stai vedendo? Cioè, un asse proprio zero, non pervenuto. Cioè, No, ma avrà sto fatto vedendo pure io. No, non ha fatto niente. Mo niente. sta la Juve nell'area di rigore del Cagliari adesso, Vabbè, per dirti. ci deve essere qualche ritardo sicuramente. Tra Vesino rotto e Lobotka scelgo il primo. Almeno ti lotta e ha fisicità che in un centrocampo a due serve. Bravo, chi l'ha hit? Mare Chiaro 97. Bravo Mare Chiaro, assolutamente. Vedi, lui è un Concordo. 97, è un giovane, ma già parla di tattica e questo è quello che ci piace in questo canale. Non mancate di iscrivervi al canale e lasciare un like, e poi c'è anche il canale Telegram, perché io lo so
che voi state belli così, da una parte uno schermo tenete la partita, dall'altra vi state vedendo la live, vi divertite, vi dimenticate di cliccare like. Lo so, lo so, figuratevi se non lo so, però ogni appena tanto... finito il primo tempo. Finito il primo tempo, 2-0 per la Juve, netto. Sì. Il Netto. Cagliari veramente non pervenuto, mi ha fatto un tiro in porto, che cazzo. Poca roba proprio. Sì. Voglio dire, João Pedro, Rog, Simeone, cioè un minimo, che cazzo. Sì, qualcosina la possono fare, la dovrebbero poter fare. Io non so se c'è tentativo cioè se sono chiusi in difesa, mi devi dire tu. No, devo essere onesto, la Juve, almeno da quando l'ho iniziato a vedere io, quindi da un buon un quarto d'ora, 20 minuti, la Juve ha preso proprio il pallino del gioco, li ha annichiliti proprio, li ha azzerati, li ha annullati. Tu questo, attenzione, Fulvio, straordinario, ci dà una chiave di lettura su Lobotka che probabilmente è la verità, che è stato anche lui, e anche lui è caduto nella trappola delle mozzarelle di bufala, che è una cosa che è avvenuta a parecchi di loro, giocatori, allenatori, collaboratori, sì. È uno dei problemi di Napoli, perché a Napoli si sta bene e se non sei un atleta come si deve, rischi veramente di finire la carriera al ristorante, ovviamente. Al ristorante che porterei la Leotta stasera, che sta, cioè, mamma mia, vabbè, giusto un inciso. Come sta vestita? Sta vestita con colori? No, sta in total black, però c'ha un cappottino perché a Torino fa bello fresco, una Busta Munnez, no? Un cappottino, però si vede già la coscia, quindi c'ha o un tubino o una gonna spaziale, sicuro, perché sta scosciata. Ecco qua, vabbè, giustamente. Tanta roba. Sta tornando la Juve, mannaggia, ci dice Charles Bukowski. Al Cagliari manca Godin in difesa e si vede, e questo è un'altra... Sì, il gol bravissimo, perché il secondo gol non l'avrebbero mai preso con Godin. Esatto. Maddalena, Gaota, Fiore, ma sto Lobotka non è che è stato sto centrocampista, è un centrocampista di squadra di metà classifica. Sì. Vale, però ti posso fare una domanda, perché tutti quanti concordano? Cioè, da tu allo Lobotka veniva proprio come... A così mai fake news immediate. Assolutamente. Io lo ritenevo uno che leggermente superiore a Demme solo in quanto al lancio lungo che Demme non ha nelle sue caratteristiche, ma per il resto non ha non è specialista di nulla. Io quello che ho capito è che in questo calcio ti servono gli specialisti, altrimenti le partite non le risolvi. Pensiamo un attimo alla partita con l'Inter di Coppa Italia dell'anno scorso. Fabian deve pescare il jolly, altrimenti noi ci stiamo ancora difendendo in difesa, e quello era quello che doveva fare il Napoli all'epoca, ma Fabian pesca il jolly, la mette nell'angolino, specialista dei tiri da fuori. Ultimamente Politano, giocatore anche lui molto criticato, eccetera eccetera, ma c'ha il piede caldo, e quando non becca i difensori davanti becca la porta e fa male. La velocità di Osimhen, lo spunto di Mertens, l'assist di Insigne, sono tutte cose in cui piccole eccellenze. No, non fa così. L'assist di Insigne è vero, è una delle sue specialità. Piccole eccellenze che ti possono portare ad esaltare poi l'esperienza collettiva, che se non poi la risolvi ce la stiamo ancora passando tra di noi, ed è così. Confermo la minigonna della Leotta, non è un tubino, perché ora ha aperto il giubbino e si vede meglio, è una gonna. Benissimo. Il buon Vincenzo Saetta, piuttosto di perdermi la live posticipo la pelle. Che... Questo non mi esprimo, però... Francesco, ma questo è un grandissimo supporto, grazie amico mio. Vabbè, che quello probabilmente la pelle si recupera. Sento, sta là, e quando ha a disposizione va benissimo. Allora, vediamo un pochino il buon il Barcellona pareggia 0-0 col Atletico, grande partita Atletico Madrid-Barcellona. Ma è vero che Simeone voleva cambiare modulo? Io avevo sentito voleva essere un pochino più, si è scocciato di questa etichetta di difensivista.
D'altronde hai Joao Felix, hai Suarez. Intanto quel cazzone di Joao Felix non sta facendo esprimere a Suarez, non lo sta facendo proprio, non lo esalta, perché Non lo Joao so. Felix, no, perché fondamentalmente è ancora troppo presuntuoso e solista. Mariano De Maio, a Napoli si sta bene, ricordate Lavezzi quando è arrivato, era bruttissimo a differenza di quando è partito, e anche è vero, amico mio, e qua su Lavezzi vedi che succede, il buon Petito va, va nella... perché il Non me ricordo... l'ha da toccare, non c'è Malavezzi, ragazzi, era purtroppo uno di quei giocatori che ti cambiava le partite. Appena accendeva, allora sì, all'inizio era un po' altalenante, per l'amor di Dio, poi quando veniva sotto dicembre faceva i suoi giochetti per andarsene in Argentina o dove cazzo gli pareva, con un poco di anticipo. Ma era un giocatore che ti spaccava le partite, cioè si portava appresso mezza difesa, perciò Cavani ha fatto 187 gol, perché c'è Steve Pocio. Cioè il Comunque anche Pocio se è Pocio Cavani quel... ha fatto un anno comunque ad alti livelli, eh? Ma saltava gli uomini, il Pocio due, te li saltava garantito Sì, sì, 100-100. sì. Ma creava lo scompiglio che era impossibile. Cioè, Eh, nonostante... dimmi oggi un giocatore similare a lui, non nel No, Napoli, in non c'è, assoluto. non c'è, non lo riesco ad individuare perché ha la palla attaccata al piede, aveva la palla attaccata al piede Pocio e sembrava quasi non l'avesse nella disponibilità, un movimento di corpo la ripigliava e lo dovevano buttare a terra. Veramente Che l'avessi grande giocatore, c'erano mamma le mia. emozioni che ci mancavano veramente Ci dai tempi mancano. di là. E poi non è ritornato, è vero, no, è verissimo questo. Che eccezionale, mamma mia, un giocatore Allora, spettacolare. c'è una domanda tecnica specifica. Fabio Angelino, Valero, quando criticavamo Ancelotti perché dagli specialisti di Sarri si era passata sta cosa liquida, i tifosi del Napoli dove erano? Caro Fabio, la questione Ancelotti ha ovviamente diviso, ma io ricordo anche che c'era un'esaltazione di Ancelotti per andare contro Sarri, a prescindere. Bravo. Poi dopo era difficile anche difenderlo Ancelotti quando ha perso completamente il polso della squadra e non si veramente sembrava che non li stesse nemmeno allenando più. Andate voi, veramente formazioni, io ricordo che c'erano formazioni, i titolari non logiche, cioè a volte metteva Llorente e Milik insieme, Lozano prima punta con Mertens, veramente roba che qualcuno ha dovuto dire questo sta facendo allenare il figlio, è il figlio che sta facendo esperienza, perché non ti aspetti da Ancelotti questo tipo di sperimentalismo quasi che funziona una volta e 5 volte no. Poi ci Il aggiungo Panariello, Vale, come il dicevi tu, col famoso Panariello. Panariello, esatto, esatto. Mo chissà chi gioca. Ah, mettiamo Maximovic terzino destro oggi. Ok, Bravo. stavolta Di Lorenzo lo facciamo giocare centrale oppure a sinistra. No, è così, non può andare bene. Ovviamente aggiungo un carico di responsabilità dei giocatori perché loro a un certo punto hanno smesso anche di correre, perché nonostante le formazioni assurde, il Napoli era capace ed in grado di fare più punti di quello che ha fatto sicuramente, e non dimentichiamo certi arbitraggi scandalosissimi che hanno costellato tutta la stagione scorsa. Non ce li dobbiamo dimenticare perché altrimenti siamo anche disonesti noi, eh? Francesco Però, Valerio, Pereira dicono no, no, vai, dai precedenza ai no, ragazzi. no, ci dicono che sei uguale a Pepe Reina. Io lo prendo come un grandissimo complimento, quindi ringrazio sentitamente. Eh, ti ricordi come era presente il figlio a Napoli? Sì, Era addirittura le interviste, cioè spesso andava lui a fare le vero. interviste. All'epoca Io seguo tantissimo il campionato inglese, lo sai, io amo la Premier. Non so vero e non si sente, zero, eh, zero. non è un No, caso, non è un caso. quindi, vabbè, poi la metto altra carne a cuocere, quindi è meglio evitare. C'è anche il nostro beneamato presidente che era colluso in tutto questo. Che sto combinando? Ecco. Lui Sì, sapeva, e pur di avere l'Ancelotti per fare l'operazione marketing post
Sarri e acquietare i napoletani perché ci è riuscito, è stata una l'abbiamo cosa riuscitissima. sì. Chi sta tenuto uscemo figli in banchina, cioè no in banchina, cioè come prima linea, come prima figura, una delle figure più importanti, per andarmici chiaro. Chi poi all'Everton che hanno detto, voglio, che non facciamo come a Napoli, che facciamo finta, che facciamo la sterlina, o creatura va a fare un raccattapalla, cosa che sta facendo. Non sta più con l'iPad vicino quando deve entrare il sostituto, non si vede proprio. Ti ricordi a Napoli quando doveva entrare il sostituto con l'iPad, tu fa questo? Ma non si vede. Chissà perché. È perché Guarda un po'. evidentemente società strutturate in un certo livello dicono tu quali sono i compiti ben divisi, ognuno fa le cose che deve fare, assolutamente. Bravissimo. Domenico ci ricorda che Maximovic a destra ha fatto ottime partite, soprattutto in Champions. Assolutamente sì. Era quello schema ibrido, no? Che faceva la famosa difesa a 3,5, che Bravo. si alternavano a 4 nella liquidità di quella formazione. Ma Maximovic è un ottimo giocatore e ha anche dimostrato d'utilità. Io non è che me la prendo né con lui né con l'idea di metterlo terzino, ci può stare. Però era l'inconsistenza, nel senso, ha giocato benissimo Maximovic a destra con quel 3,5, ma insistiamo, continuiamo così e vediamo un pochino, magari ti puoi inventare una difesa a 3, Maximovic, Manolas, Koulibaly, perché no? Tanta roba. Tanta roba, perché liberi nel Koulibaly e Maximovic possono impostare da centrali più larghi, Manolas ci può mettere una pezza se succede un contropiede o una cosa, assolutamente un'idea che funzionerebbe tantissimo, però ogni volta poi si cambiava e si tornava in un altro modo e questo poi è diventato L'Everton, Valerio, che è secondo in classifica, giocano sempre gli stessi. Giocano vedi, sempre gli stessi. perché io non accetto così. Vabbè, lasciamo stare. Lo fareste giocare famoso... Elmas, visto la sua buona condizione attuale? Io No, personalmente contro il Milan no. contro il Milan no. No. Chi metteresti? Allora, facciamo ipotesi 4-3-3 e ipotesi 4-2-3-1. Tu lo sai, io sono per la difesa, vabbè, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, vabbè, chi le tenim non ne voglio mancare nessuno dei due. A porta, vabbè, io preferisco Meret tutta la vita, a me piace più Meret di Ospina, ti sono onesto, però giocherà Ospina. Però non lo so, perché avevo sentito problemi ancora di Ah, è schiena, vero, è vero, è qualche vero. cosa non è al meglio, quindi potrebbe... Però ormai pure Gattuso si è capito che vuole, cioè Sì, che preferisce lui. se sta meglio gioca Ospina, ovviamente. Esattamente, a parità di condizione gioca sempre Ospina. Io preferisco sempre Meret, non lo so, mi piace più Meret perché è più portiere. Sia Più Ospina che, cioè, un portiere da parà e Ospina e Meret tra i pali se lo brucia Ospina tutta la vita. Sia nelle uscite forse un po' meno, con il posto fatto da... Mo c'è il portiere brasiliano, ok, ma poi tutta questa validità di Ospina rispetto a Meret con i piedi non ce la vedo. Comunque, che Sì, scelta. vabbè, veramente siamo ai minimi. Comunque, la difesa a 4 di quella che ti ho detto, con uno che non voglio neanche nominare, i due centrali Bakayoko, se può, con Ruiz. E il 4-3-3 poi là sul terzo io lo so, è un po' spregiudicato, però lo metterei perché Zielinski lo deve fare. Lo deve fare il passaggio in più, cioè deve dimostrare, cazzo, perché ha rotto veramente i coglioni, scusatemi i francesismi. Cioè, basta, cioè, falla sta partita che queste 5-6 partite consecutive che fa il crack perché Zielinski tiene una potenzialità infinita. Per me è un giocatore, un centrocampista, non lo so, io lo vedevo come De Bruyne del City, Sì. Come come potrebbe essere pari di caratteristiche. livello. Sì, c'è quindi io farei Zielinski, però non sarà così. Zielinski, Bakayoko, Ruiz e con i tre piccoletti, Insigne, che non lo voglio chiamare come lo chiamo io di solito, Insigne, Mertens e a questo punto Politano, dai.
Ok, Politano, e capisco perché passando al 4-3 Politano potrebbe aiutare di più nel fraseggio. Però so che è estremamente sbilanciata, cioè così sto troppo... Però il Milan è una squadra che va aggredita, c'è la difesa altissima, cioè se tu metti qualità lo accoppi 100-100. Poi guarda, non sottovalutiamo la mancanza di Leao, che avrebbe dato parecchio fastidio a noi. Rebic è più Sicuramente. leggibile nell'uno contro uno di Lorenzo a Rebic, un spezzo, perché Mm. fisicamente ci stanno tutti e due. E l'assenza di Leao può servire. Poi K2 e Manolassa lo possono sicuramente zittire a quello zingaro di merda. E non lo so, io farei questo, però lo so che non giocheranno mai così, quindi farà un 4-2-3-1 con Mertens e con i tre piccoletti dietro di lui, con Bakayoko, Ruiz centrali, se giocherà Bakayoko, io questo non lo so ancora. E quali tre piccoletti metti dietro Mertens? Secondo me ha ragione il tuo amico, metterà o Zielinski o Elmas, Insigne, mi viene sempre a mente quell'altro nome che gli do di solito io, Benissimo, non ti preoccupare. non lo dico, Insigne o Elmas o Zielinski e Politano dietro Mertens. Benissimo, e io qua, secondo me, una delle chiavi potrebbe essere tenere impegnato Teo Hernandez o tenerlo. Quindi praticamente l'idea Lozano, che in questo caso tu non hai messo tra i titolari, Sì. potrebbe essere un rischio perché non ha quell'attenzione nella fase difensiva, ci sta provando, ma non è Non è Insigne. non è Insigne, non è Callecon, e Politano è anche più, sta dimostrando di essere anche più mentalizzato sotto quel punto di vista. Però se Lozano ti scappa dietro Teo Hernandez hai creato Ma lo può fare pure Politano tranquillamente. Lo può fare anche Politano, però sai, Lozano c'ha proprio attacco dalla profondità e cross al centro diretto. Politano l'attacco alla profondità ce l'ha di meno e deve girarsi sul suo piede. Io al messicano non l'avevo preso non lo prendo in considerazione, pure perché è tornata delle trasferte importanti. Le ha giocate tutte nella nazionale, quindi invece Napolitano sta più fresco. E credo che Gattuso lo dovrà tenere presente questa cosa. Vabbè, No, Lozano... Gattuso a queste cose, tu lo sai Gattuso che per la Sì, fisicità ci tiene. sì. Secondo me dovrebbe essere avvantaggiato Politano. Poi Potito qua iniziando la dicono, ripresa. Pietro Buono dice How Holland, altra doppietta, che rimpianto. Ma rimpianti chi? Ma quando mai Che... veniva a Napoli? Ma quando mai sarebbe venuto? Cioè, tu potevi a Holland quando hanno pagato un Borussia Dortmund? Quando l'hanno pagato? Una cifra mostruosa. Tutta l'operazione siamo intorno ai 150 milioni da quanto ho capito, perché si aggiungono le commissioni, roba di 20 milioni di commissioni solamente per gli agenti. Per la gente, non ti dimenticare Haaland di chi è? È di coso pure lui, è di... Certo, di Raiola. Certo. ce l'ha tutti lui. E quindi quando, oltretutto con una clausola rescissoria bassa o comunque un accordo dove lui tra 2 anni si può già liberare, il Borussia ha deciso di sfruttarlo adesso e i tifosi sanno che il Borussia fa così e lo accettano. Immagina se il Pappone, perché di Pappone si tratta in questo caso, si comprava Holland per rivenderlo dopo un anno o 2 solamente. Sarebbe stato... Ma non è no, fantamercato, è fantascienza, non è fantacalcio, è proprio fantautopia. Cioè, te la prendi, sta Haaland, non se ne sta mai accattato. È il più forte che c'è al momento. Proprio... No, non ti piace? È un mostro, cioè, nel senso, per l'amor di Dio, i numeri sono dalla sua, però a me proprio non mi piace proprio a pelle, proprio fisicamente. Io quando lo vedo in volto, lo so, dice, ma che te ne fottono? Ma No, è sono brutto. Bravissimo, cioè proprio epidermicamente, cioè, che la faccia è merda proprio, mi ricorda Lichtsteiner a Juve, il giocatore più odioso. No, per me sta nei stessi livelli, proprio fisionomicamente li schifo ugualmente a tutti e due. Però ma che gol lo fa Holland? Cioè, fammi capire. Fa tutti i gol, fa tutti i gol possibili, di sinistra, di destra, di incontro veloce, di ravina, di testa. Quello sì, che a me quello che piace è che è veramente un drago, cioè veramente
sa mangia la palla, sa mangia i difensori, è un mostro sotto questo punto di vista. Però proprio come, cioè, come qualità tecniche, io non lo vedo questo No, giocatore è perché infinito. è un altro tipo di attaccante, ovviamente, ho capito, perché è l'innominabile il tuo ideale di attaccante. Cioè un numero 9 con i piedi buoni che potrebbe essere tranquillamente un numero 10 e che fa anche qualità. È Osac, vedi, lo Cioè, so. Allan lo tira a giro alla Del Piero, da Furiare, tu No, sape fare? non è proprio No. roba sua, non è proprio roba. Invece l'attaccante vero totale sape fare pure quello, cosa che l'innominabile ovviamente lo sapeva fare. Lo so, ma di innominabili in giro ce ne sono pochi e non so se dire per fortuna o per purtroppo. Holland è il Battistuta del 2020, Fabio. Non mi scammare la casetta, ma non Sono pazziamo d'accordo, proprio, no, c'ha no, quella no, no, potenza no. là, c'ha quella No, potenza là, no, sono no, no, d'accordissimo. Ma Batistuta era nata cosa proprio. Haaland, ci hai mai visto fare con la Furiani? Un tiro da Furiani, io l'hai mai visto Holland fare ce l'ha Haaland? la potenza, io l'ho visto fare i tiri al volo di incontro dal limite dell'area, pum, con la rete che si schizza. Battistuta ha dimostrato, Holland adesso sta dimostrando e deve crescere, ma a 20 anni Questo è vero, questo è ha vero. un- No, 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 ma che sia cioè per me non piace a me personalmente, però è un mostro, cioè una cosa, è un giocatore infinito, non scherziamo proprio. Ipoteticamente può fare il cazzo che gli pare, può diventare sicuramente tra i più forti, però è ardito il paragone con Batistuta. Batistuta, io, cioè, passiamo proprio. Battistuta, vabbè, qua entriamo nel gota del calcio, Eh, ovviamente. È anche un calcio che per noi ci ricorda sensazioni belle, insomma, era un calcio più bello. C'erano dei giocatori fortissimi in tutte le squadre, anche in quelle più piccole. bravissimo. Veramente un calcio che Non non c'è più. rivedremo più, no, Perché assolutamente. adesso se una squadra piccola trova un giocatore, dopo 1 anno, 2 anni se lo toglie, viene presa da quelle grandi, e veramente si Ma impoverisce. all'esempio, ma all'esempio vale un Bernardeschi, cioè che in da Fiorentina era veramente un Gesù Imprendibile. Cristo, un Imprendibile. Gesù Cristo, cioè veramente un giocatore cioè, ormai che è il giocatore, mo? Cioè si lo vengono a proporre, io, ma va a vendere il E infatti carciofalo. si riparlava di Bernardeschi, Milik. Ogni volta ovviamente che c'è un'idea di mercato si mettono in mezzo questi reietti, perché sono dei reietti che le squadre non vogliono. Ovvio, Vesino tra infortuni eccetera eccetera e abbondanza a centrocampo, l'Inter se ne vuole liberare, Napoli si deve liberare di Milik, la Juve si vuole liberare di Bernardeschi, allora si inventano sono anche Sì, plausibili ma queste. Bernardeschi hai visto quando guadagna? Cioè, quello per fare il panchinato, cioè per fare il raccattapalle, perché mo stasera stai giocando, perché forse siano tutto quanto morto. Ma cioè, tengono contratti mi pare di 4 e mezzo, di 5 milioni netti a stagione. Ma quando c'è dopo a 4 milioni? Cioè, c'è da Insigne, c'è da Bernardeschi. È inverosimile. E Ah, io e c'è Holland paragonato a Bernardeschi paragonato a? Vieri. Ma per Ci può stare. Dai, fisicamente che sono simili, fisicamente mancini entrambi. a Holland lo vedo più prorompente, cioè Holland è più veloce, Vieri era molto più È un statico, po' più statico, vero, vero. a Haaland è più, lo vedo proprio più dirompente. E infatti tripletta in questo momento, vabbè. Mamma mia. No, comunque No, sono no, ma è un giocatore infinito, solo che a me personalmente non. al di là Oh, delle ma caratteristiche sono i numeri impressionanti, cioè c'ha una sì, calamita che è qualche cosa di voglio vedere sempre in Champions League comunque, aspettiamo. Anche là ha assolutamente. dimostrato, dove giocava prima? In quale squadretta di merda giocava? È nel Salisburgo? Bravo, No, che abbiamo preso. è Sì, sì, una del cagata Red. che insomma, cioè niente di. E anche là in Europa ha camminato forte, in Europa League pure, pure in Champions con noi segnò contro di noi. Non mi ricordo se ci segnò, mi pare di sì. Gli amici Bellini adesso ci daranno perché loro ricordano tutti. Io ho la memoria di merda. Valerio, ti hanno bussato, ti vogliono fuori? Ho sentito dei clacson. I rumori, i famosi rumori che tu sai bene qua. Sai bene che qua non c'è scampo. Stamattina alle 6 io mi sono svegliato perché c'era
un camion con dei beam, qua si chiamano beam, non lo so, le travi di ferro, sai, quelle là che si mettono dentro ai palazzi, stavano trasferendo alle 6 del mattino le travi di ferro dentro a un basement di un negozio qua vicino. Non si può fare alle 6 del mattino, non dovresti essere in grado. Concordo pienamente. Confermano Salisburgo e ci confermano che ci ha segnato. Ci segnò sul rigore. Ciao Francesco, benvenuti amici bellini. Ragazzi, lasciate i like perché non li vedo. Non vedo i like, non lo so quanti ne avete messi. Non vedo, perché stiamo in un'altra situazione di cose così. Se lasciate un like in questo momento date una chance a Joao Pedro di segnare e di accorciare le distanze. L'ho detta. Aspetta, vale che devo mettere il telefonino sotto. Fai le cose tue, non ti preoccupare. Ragazzi, lo vedete? Obiettivo iscritti. Obiettivo iscritti qua sotto. Vedete, ma quanti stiamo? Va? Non lo so, perché io poi vedo dopo, però ultimo iscritto Gabriele Bastevole e lo ringrazio. È così. Ho lasciato dei nuovi link, sto facendo dei nuovi esperimenti con lo streaming in modo tale che ogni tanto escono le allerte di qua, quando qualcuno si iscrive, quando qualcuno dona, se vi iscrivete esce il vostro nome, boom, in questa cosa così. Secondo me Ospina, a differenza di Meret, ha il pensiero da giocatore di movimento. Sì, ma assolutamente. No, ho detto, i miei iscritti sono fortunato. Allora, sono fortunato. C'è da dire che io ho fatto una bella dall'inizio. Ho spiegato che questo era un canale dove si faceva approfondimento tattico e quelli che veramente ne capiscono e gli piace questa roba, eccoli che te li ritrovi, seguaci affezionati, e mi danno spunti più di altri che vedi in TV. È così, Mariano, è così, perché si vede che anche i difensori... Allora, il primo... vedi? Mare Chiaro si è iscritto al canale. Puff, bravo. Il primo è Manolas, palla al piede, è imbarazzato rispetto a Ospina. La deve lasciare ad Ospina e tutto il resto della squadra tira un sospiro di sollievo. Si vede. Che esagerazione. No, si vede, vedi? Manolas è un grandissimo marcatore, c'ha la velocità, c'ha lo scatto, c'ha il colpo di testa, specialista di queste cose qua, ti mette la pezza, la scivolata, eccetera, eccetera. Palla al piede, lo vedo che, mamma mia, mo che faccio? Vabbè, la lancio lunga. Mi dà questa impressione qua. Ospina, testa altissima. Poi non sarà Reina coi piedi, perché non è Reina. È vero. Però di mentalità sono d'accordo con Mariano che è così. E addirittura adesso noi battiamo, quando facciamo il fazzolettino, noi battiamo che è il difensore che batte su Ospina, invece che il contrario, molto spesso. Ma giocherà Reina domenica? Reina domenica perché? Non lo so, per Stracoscia è ancora positivo, se non mi sbaglio. Mi pare così, perciò ti dico, lo hai nominato. Sta giocando, sì, lo nomino. Mi hanno associato a Grande Pepe. 11 like per arrivare a 100, forza ragazzi. Forza ragazzi, arriviamo. Vediamo un pochino. Bernardeschi non la segna neanche a porta vuota, guarda, ti giuro, che pippa. Si è mangiato un gol imbarazzante proprio. Ah sì? Mamma mia, da uno come lui poi, cioè, nel sinistro, guarda che la porta, là. Mamma mia. Palla al piede meglio Maksimovic, sono d'accordo, Fabio. Sì, è vero, sì. Senza dubbio. Senza dubbiamente. E vediamo un pochino. Ma mi senti, Vale? Ti sento. Ok. È un po', diciamo, non ho vattato, ma questi che so, è i pod? I cosi? Sì. Ah, ok. No, ti sentiamo. Sì, la Lazio oggi ha giocato a Crotone, Immobile, Correa, partita probabilmente, non l'ho vista, quindi non la giudico, partita facile per la Lazio. Lo Spezia mi ha sorpreso sinceramente, nel senso che
L'Atalanta non mi sembra quella squadra impossibile di cui si sono raccontate le favole l'anno scorso. Li vedo molto in affanno fisicamente, un po' le nazionali. L'effetto bombazza sarà finito. Vedi, l'hai detto tu, non lo dico io. Questo è parere popolare. Io ti dico, le nazionali sicuramente, qualche giocatore così, il fatto che pare abbiano la testa sulla Champions e quindi quasi sembra che si mantengano e non diano tutto in campionato. Gasperini secondo me non ci sta capendo molto col turnover e con i cambi, ma io non vedo quel pressing forsennato che aveva l'Atalanta, cioè prende palla l'avversario tutti addosso a uomo. Oggi non l'ho visto. Hanno avuto un paio di occasioni anche importanti dove il portiere dello Spezia è stato bravo, poi il gol annullato a Gosens, grandissimo gol, ma annullato per fuorigioco. Dopodiché lo Spezia si è comportato bene, ordinato, ha fatto quello che doveva fare, si è difeso bene, grande lavorone dei due là davanti, Nzola e quell'altro, che hanno tenuto palla e hanno tenuto un pochino in apprensione i vari Romero, Palomino e company. Entra l'Hammers un poco meglio l'Atalanta, ma alla fine non è bastato e ho visto un Gasperini su tutte le furie verso l'arbitro. All'arbitro, sì. Vabbè, ma non si può fare sempre così. Ma non si può fare così. Vedi, qualcun altro ci dice che hanno finito le pillole. Bravo. Così qualcuno, purtroppo, ma come fai a non avere il sospetto? Lo capisco, il sospetto bellino. Non facciamo paragoni, che Osimhen deve esplodere ancora a livello mondiale, intendo. Aspetta, fammi leggere. Visto che Giaura è molto forte, cosa che Holland ha già fatto. Vincenzo, no, il paragone con Osimhen non l'abbiamo proprio preso in considerazione. È impensabile. Poi sono due giocatori diversissimi. Io sono contento dell'acquisto di Osimhen. Non dobbiamo avere fretta. Non dobbiamo avere fretta, capito Francesco? Non dobbiamo avere fretta. Vale, non avevi rapporto. Purtroppo Non è vero. Io ho pronosticato 15 gol. Tu hai detto che non li fa. No, ma manchi in allenamento fa 15 gol. Secondo me li fa e farà fare altrettanti. Che li farà fare, sono totalmente d'accordo. Su quello è estremamente valido. Però... Poi dobbiamo anche capire se l'infortunio come si dice, lo penalizza ulteriormente, perché comunque vale una lussazione, non è che si ha rotto il ginocchio, mamma mia. Però è la seconda volta che gli capita e dobbiamo... All'altra spalla gli è capitato l'altra volta. Sicuro? Non alla stessa. Sì, sicuro al 100%, non alla stessa di dove ha già subito l'infortunio. Vabbè, questa allora non è la stessa. E speriamo, insomma, non ha avuto bisogno di operazioni, quindi fisioterapie. No. Io credo che è giovane, è fresco e non dovrebbe subire nessun contraccolpo anche psicologico, perché quello è l'unico pericolo. Mi ricordi la cifra, per piacere, dell'operazione? Osimhen 50 milioni in 5 anni più una serie di scartine. 50 milioni, 10 milioni all'anno, tutta la corsa, la mavata, chi? Si arriva a 70, cioè se chiedi a De Laurentiis lui ti dirà operazione da 80 milioni. Perché De Laurentiis considera pure l'ingaggio e l'IVA, l'ingaggio in Italia. La gonfiatura insomma, sì. Si parla con De Laurentiis 180 milioni. Nello specifico stiamo intorno ai 50 milioni, 5 tranche per arrivare a 50 milioni, poi non lo so, ci sono dei bonus. Ma vediamo, i bonus vanno sempre bene, vuol dire che il giocatore ti sta... Io mi ricordavo qualcosina in più, però se è 50 in 5 anni è accettabile. Comunque è un uomo, cioè un attaccante preso per fare gol, per fare anche gol, e io sono convinto che non arriverà a 10 quest'anno. Registra, e spero di essere smentito, e spero proprio che la metterai
a fine anno, a fine di quest'anno la metterai, però no, se ne fa 11, perché se ne fa 11 poi dopo vengo fino a New York e mi faccio due risate, ci facciamo due risate insieme. Però se ne farà 18/20, metti questa mia registrazione ad oltranza ogni giorno per dire quando si strunza. Cioè, vabbè, ovviamente ci divertiamo, ma non userei nemmeno te, userei le parole di Enrico Fedele, di altri, insomma, che ci sono Mamma mia, andati pesanti. Ci sono solo tu andati li segui pesanti. questi qua, mamma mia. Un giovane della... Un'anima del genio, sta gente a capo piacere, sì. No, un mio mito assoluto, quindi Eh, no, eh, 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 eh. lo porterò sul canale molto presto. Mamma mia, Ragazzi, sarà allora, il boom. voi state lasciando i like, ovviamente, vi vedo, lasciate i like. Che sta facendo la Juve? La partita è stanca? Cioè, No, partita... no, la Juve sta sta attaccando? attaccando, eccoli qua ancora, cioè sono andati diverse volte vicino al 3-0. C'è stato Ok. un leggero squillo del Cagliari, ma proprio veramente che hanno sfiorato il gol, però parva materia. Poca roba. Sì, E la va Juve bene. secondo me lo fa o terzo perché cioè, li stanno proprio schiacciando. Il mio ottimo moderatore Marat ci chiede chi partirà nella sessione invernale? Dal Napoli? Eh, Bella domanda, lo sai? Bella domanda. perché bisogna capire se qualcuno si accolla l'idea di Gulam, perché è un ingaggio importante, è un giocatore che non si sa se ha più di mezz'ora nelle gambe, bisogna dirlo, perché se non ci si punta mai dall'inizio, entra sempre a fine partita, vuol dire che non è così. Poi ci sono le Bello spunto, questioni... lo sai? Eh? Bello spunto questo. È un ottimo spunto, assolutamente. Marat non scherza. E poi ci sono le questioni Yusai, Maximovic, due giocatori che vanno in scadenza, e quindi se te li vendi a gennaio ci fai qualcosa, e si potrebbe aprire poi lo scenario di un Io Emerson Palmieri. onestamente li rinnoverei, pure perché Maximovic secondo me serve Sì, vabbè, ed è da rinnovare. è la prima scelta dopo Manolas, non c'è dubbio. Esatto. E Manolas non è uno integro al 100% per tutto l'anno, parliamoci chiaro, quindi serve assolutamente Maximovic, quindi io glielo Vero. rinnoverei. Certo non a condizioni proibitive. L'altro che non voglio neanche nominare per ovvi motivi, per motivi che tu ben sai, è un buon panchinaro, ma sa da sostituire. Eh, Quindi io rinnoverei anche lui, ma non certo alle pretese che ha avuto con il suo agente. Là si dicono una avuto mezza parola, là ti dicono sì, vattene in Serie B perché tu in Serie B puoi giocare. Vabbè, è il famoso Giuffredi, che io chiamo Giuffrida, che ha sempre un atteggiamento veramente anche Juve vicinissima al terzo. vicinissimo al terzo gol. Ci aggiorna il buon Francesco. Saluto l'amico Gabe, viola canadese, che ci raggiunge nella live. Grazie amico mio. Soboslai, ragazzi, ce ne siamo accorti troppo tardi, secondo me. Se ne è accorto tutta Europa. Capisco il sogno mercato di gennaio con out Milik, Llorente, Lobotka e Gulan, in Emerson, Palmieri e Soboslai, e pure come rosa raggiungiamo Juve e Inter, anche se sul campo già ci siamo. Voi che dite? È una Sì. grande cosa, Vincenzo, lo sai? Certo, se tu riesci a mettere queste uscite Sì, e le sostituisci con queste due entrate, mercato da mamma mia, 10 volte, sì. è veramente, ma anche in prospettiva, non solo per quest'anno, perché poi hai messo dentro un Szoboszlai che c'ha margini, è uno di quelli che è destinato a un grande futuro, proprio per questo. Però su Emerson Palmieri, guarda, il Ti Chelsea piace? sta ben messo. Mamma mia, è un ottimo giocatore. Per esempio, quello è un giocatore che nel Napoli fa la differenza. Eh. E io facevo anche questo discorso che magari qualcuno dice la perplessità, nel Chelsea non gioca mai.
Ok. Mai, no, se le gioca No, ogni vabbè, tanto, dai. c'ha poche presenze Sì, rispetto sì, a sì, non è certo titolare, per amore di Dio, con però Alonso. Però la Premier, che tu guardi bene, è un altro campionato rispetto all'Italia. Lo stesso Bakayoko, che al Chelsea non trovava spazio, a me. a Napoli la fa la differenza. In Italia la fai la differenza. Quindi se vai a prendere un giocatore da là e lo metti nel Napoli e lo metti soprattutto al posto di un Mario Rui o di un Yusai, ci vai a Mamma mia, guadagnare mamma al mia, 100%. al Un saluto da 2000%. Marano. Ciao Vincenzo Moio. Grande, ma sta vicino a casa mia, Vincenzi. Da vicino a casa tua, Marano di Napoli, alla grande. Oh, No, Ivana, non grande c'è. Cagliari, grande Cagliari. Che è successo? Mi pare che abbia segnato, però non so se gliel'hanno convalidato o meno. Ah, quindi attenzione, teniamoci. Fammi vedere il perché glielo stanno annullando, perché così pare. Nel frattempo Holland fa il poker, mamma mia. No, gliel'ha fatto Ronaldo l'assist, quindi perché non glielo dà il gol? Fammi capire, non è fuori Ronaldo gioco. assist al contrario. Esattamente, sì, esattamente. Anche di tacco il coglione. Che Ah, vuoi? Che vuoi? Perché non vedo ancora 2-0 e non 2-1? Che c'è? Che hai visto su scemi arbitri? controlli approfonditi di VAR. Sì, esatto. Vediamo un pochino. Il viola canadese ci dice che Alonso è superiore a Palmieri, che comunque è buono. Ha avuto un anno a te, Alonso. Alonso, quando che No, stipendi vabbè, te? ha fatto giusto probabilmente anche per spiegare il perché Palmieri magari non ha un Eh, minutaggio così. Lino Bailo grida gol, quindi eh, fuori gioco prima, non si capisce. io quello sto sull'assist che hanno fatto, hanno sviluppato, sai, il calcio d'angolo come fanno quei cazzoni che Sì, fanno il passaggino e poi dopo si inserisce quello che ti ha fatto il passaggino e gliela ridai in profondità. Quello secondo me stanno vedendo, però sullo quindi per muovere sviluppo, la difesa, come si suol dire. esattamente. Oh, a War, quello tenuto a fare, fammi capire. L'autore del Vincenzo, gol è morto perché ha dato una testata con The Light spaventosa. come sta giocando De Ligt al grande ritorno? Sta Vabbè, giocando buono il bastardo. impegnato poco, magari, non lo so. No, sta giocando bene. Io l'ho seguito al Chelsea di Sarri, fece le scarpe, se non erro, a Marcos Alonso. Palmieri, ma io ho visto le statistiche, insomma, nell'anno di Sarri Palmieri aveva 15 presenze, se non mi sbaglio. Ma E Palmieri cioè, è quest'anno è un arrivato a giocatore di livello, sicuramente. qualitativamente pure. Ma scusate, ma perché stiamo qua a disquisire? Chi sono gli eventuali sostituti che abbiamo in rosa di un eventuale Emerson Palmieri? Sentiamo. No, ma ovviamente non. No, e la questione è che te ne devi liberare prima di poter sperare di approcciarlo. A me fa solamente. Niente gol da fuori gioco. Però Valerio, stranamente le nostre amate proiezioni, le varie bisettrici Non e hanno fatto tangenti, partire. niente ancora. Stranamente, non ce lo stanno facendo vedere. Vabbè, stanno lavorando di Photoshop. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Aspettiamo le varie. Ma visto se ci fumate proprio i sangue, mamma, ma si è spaccato proprio. Chi è? Chi è? Il povero Cristiano che ha fatto il gol che non glielo stanno dando purtroppo. Francesco ci dice che gioca Elmas dietro Ciro, credo anche io, Francesco. Almeno Sì, io me perché lo. poi può dare pure più copertura Elmas. Sì, più attitudine da centrocampista, però con la fiducia perché 2 assist con la Macedonia, sta in fiducissima. Arriva a Castelvolturno con la macchina, fa i gesti così dietro al Ah, Francesco. Sta alla grande proprio. sì, che poi Analisi lo beccai pure al ristorante, c'ha un Q2 rosso osceno, mamma mia. sì, Vince, purtroppo io feci l'analisi, se tu ti ricordi, l'analisi che feci l'anno scorso di Napoli-Milan fu un grande successo perché sapevo benissimo il Napoli come si sarebbe schierato contro il Milan, perché l'anno scorso non c'era dubbio,
era 4-3-3 e capimmo subito come si sarebbero affrontati e dove il Napoli poteva avere difficoltà. Eccola qua le lineette inventate. Ah, sono uscite? È tutto blu, non c'è il rosso, quindi era abbastanza valido. Sai, non c'era la doppia linea. Aspetta, lo Capito. faccio indietro e ti faccio la foto. Aspetta. Ho intravisto Asia, fatemi vedere se trovo il messaggio, che aveva purtroppo una cattiva connessione. Tutti quanti, ciao Asia, non vedo però il messaggio di Asia. Eccola qua. Buonasera, approfitto della connessione staccata al volo per farvi un saluto e per domani sera che vinca il migliore. Ragazzi, Asia, qualcuno la conosce, anche moderatrice di Neschio e tifosissima del Milan. Ti sento, Francesco? Stai facendo l'impossibile con questa telecamera davanti e indietro. Valerio. Ehi, io ti sento, tu non mi senti più? Va bene, il buon Francesco si recupererà. Saluto Asia che purtroppo non aveva una connessione eccellente, quindi non la possiamo ospitare. Ho lanciato il link. Avevo previsto insomma anche un video con lei, magari lo faremo in post Napoli-Milan, che vinca il migliore, amica mia, ovviamente. Speriamo soprattutto in una bella partita, perché io non ce la faccio più a fare ipotesi tattiche che magari non vengono nemmeno confermate, perché chi dice il 4-3-3, ecco perché non l'ho fatta, Vincenzo, ti stavo dicendo, perché dovevo fare la doppia, dovevo fare l'ipotesi 4-3-3, l'ipotesi 4-2-3-1. Il Milan è carta risaputa quest'anno, si è capito come giocano, eccetera, eccetera, però mi sono dedicato alle altre interviste, purtroppo il tempo era limitato e ho visto pure che YouTube non mi sta mandando tantissime notifiche. I numeri dei video postati non sono all'altezza dei numeri fatti dalle live, il che ne parlavo anche con Asso, è un pochino strano. Stanno facendo ulteriori cambiamenti nell'algoritmo. È una cosa che parte dagli Stati Uniti, quindi io ne sarò sicuramente, la subirò questa cosa, e pare, dicono, confermato anzi, che anche i video non monetizzati presenteranno pubblicità, perché così YouTube farà in modo di ottenere dei guadagni dai video che hanno una buona performance. Metti che tu sei un canale giovane di poche centinaia di iscritti, però fai un video che va benissimo, YouTube su quel video ci mangerà e tu no, perché tu non hai ancora la monetizzazione attivata, ed ecco che i piccoli creators sono un pochino come si dice, in sommossa, ecco. Il Viola canadese vuole un pronostico sulla partita, ci chiede se vogliamo. Assolutamente, io ho detto la mia, dimmi la tua, amico mio. Dove possiamo mettere in difficoltà il Milan? Punti deboli, Fabio. Immagino che il punto debole sia Kier sta giocando benissimo, però se lo prendi in velocità te lo puoi fare. Alle spalle di Teo Hernandez in contropiede, perché Teo Hernandez è uno che cura molto la fase offensiva, meno quella difensiva, ovviamente. E poi niente, devi tenere un occhio ovviamente a Ibra e ai loro trequartisti. Al centrocampo sono messi bene, perché tra Kessie e Benasser sono ben amalgamati, hanno caratteristiche diverse che si sposano. Però tu, per esempio, un Lozano alle spalle, molto bene, un fraseggio veloce al limite dell'area dove possono andare le difficoltà. Giocherà Calabria, ecco, Insigne Calabria può essere una sfida. Politano o Lozano contro Teo potrà esserne un'altra, credo io. Allora, il buon Francesco è ritornato, vedo la nostra connessione, sia la mia che la tua, non è proprio ideale. Eccomi. Ti ho mandato su WhatsApp la foto dell'ipotetico fuorigioco, solo linea ecco. con perfetta simmetria tra il corpo del Cagliaritano e il busto dello Juventino, quindi non c'è la sovrapposizione linea blu, linea rossa, dove si poteva vincere un eventuale fuorigioco. Vedi, ti ho mandato la foto.
Lo vedo, la sto vedendo in diretta. E infatti c'è solamente la linea blu con la cosa sulla mano Esatto, bravissimo. del difensore. Ma se ne parlerà, ovviamente. Nell'indecisione. Certo, nell'indecisione noi sappiamo che la regola è che non devi fischiare mai Bravo. nel fuorigioco, è così la regola. Se c'hai il dubbio non devi fischiare mai, però... No, nell'indecisione si favorisce sempre la rub, quindi. Vabbè, ma quello è nel non scritto, è il regolamento non scritto. Sì, vabbè, è un regolamento che sapere chi lo deve sapere. Il regolamento italiano, infatti, in Europa, naziek una vittoria, Rudri. Angela ti chiede chi sarà l'uomo partita per noi, lei dice Politano. Guarda, io spero più in un jolly di Ruiz. Galvanizzato anche dai tre assist in nazionale. È un gol da sì, in nazionale poi secondo me viene bello carico. Può essere una partita sua, però Giorgio si sente tantissimo che domani segna Mertens, ci vuole Giorgio, perché bravo Giorgio. il buon Driss l'abbiamo visto in leggero calo per un periodo, meglio nell'ultima partita, però poi l'abbiamo visto in nazionale completamente libero anche di testa. E perché no, magari meno trequartista, più punta centrale potrebbe finalizzare lui questa volta. Però Valerio, prima che finisci mi avvisi che voglio darti la mia formazione ufficiale ipotetica, ovviamente. Dammela subito, che io nel frattempo lancio il link della live agli altri amici bellini abbonati di secondo livello, in modo tale che ci aiutano anche nella discussione. E dimmi Francesco. Allora, facciamo Ospina, Ok. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly. Ok. Ma Yusai teno coronavirus? Ah sì? Ah, non lo sapevo, ma no, che bella cosa che mi hai detto, mamma mia. Lascia fa Maron. Tocca a lui, amico mio. Tocca al buon Mario Rui, l'ottimo Mario Rui. Il campione Mario Rui. Quanto è forte, quanto cazzo è forte Mario Rui su Facebook. C'è una pagina che si chiama così. Fatene poco conto. E quindi lui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, Ospina. Sì. E non so se lo rischia Bakayoko. Io me lo rischierei perché non sta al 100%, però è pure ex Milan, quindi Bakayoko, Ruiz, vado con 4-2-3-1. Sì. E Elmas, Insigne e Politano dietro Mertens. Ok, quindi mi hai confermato Politano, sì, che gli deve scappare all'interno. No, ma ripeto, farei giocare, preferirei Lozano e secondo me anche Gattuso, per quanto lo ha catechizzato, per quanto lo ha addestrato, perché io ora che non ci stanno i tifosi, io presto attenzione a Gattuso in campo e lo chiama Ciuchi, si sente sempre che lo martella proprio. Vero. Quindi vuol dire che l'ha veramente, gli ha rotto proprio i coglioni, però ha fatto... Quante partite ha giocato il Messico? 2? Ha giocato solo quella con il Giappone in Austria, quindi non è nemmeno fatto una grande trasferta. Ok, e su questo non ero al corrente. E guarda, ti dirò. Fatemi salutare l'ottima Alessandra Gobbato, una star di YouTube Italia, la conoscono tutti, ha messo il 100° like, quindi un bacio Grande ad Alessandra, anche da parte mia.
ma le fanno domande, ma no, non è assolutamente juventina. Certo, magari il cognome potrebbe sembrare, no, Gobbato? Ma lei è interista fino al midollo. Ma tanto, 100.000 volte meglio. Cioè. Luca De Santis invece dice che il Napoli giocherà con il 4-3-3. Molte TV stanno portando questa ipotesi. Luigi Della Vecchia, il grandioso Luigi Della Vecchia, ci dice davvero Meret sarà determinante domani. Speriamo, insomma, mi piacerebbe che fosse anche inoperoso, però è una di quelle partite. Il Milan Ma Ospina che c'ha? Perché scusatemi l'ignoranza. Cioè, Ospina praticamente in nazionale, dopo l'infortunio, il leggero infortunio avuto con il Bologna, parte per la nazionale, se non sbaglio gioca la prima partita o comunque nella rifinitura ha un riacutizzarsi di un fastidio alla schiena, insomma fastidi muscolari, e quindi poi lo lasciano in panchina, quindi è tornato che non sta in grande forma. Vabbè, te la do dopo allora, perché ci voglio pensare un po'. Va bene, va benissimo. Nel frattempo ho lanciato il link della live agli amici bellini se vogliono intervenire. E ragazzi, sì, Luca si sta rendendo conto che oggi non c'è niente da fare. Posso dire che con un allenatore migliore il Napoli sarebbe primo incontrastato, il buon viola canadese ovviamente lui non, sappiamo che lui non adora Gattuso allenatore. Ma ci dica anche il suo eventuale sostituto di Gattuso. Il sostituto, ecco, Gabe, facci sapere chi metteresti sulla panchina del Napoli a posto di Gattuso. No, ma a parte chi lui metterebbe, ma pure questo suo eventuale sostituto, se ci fa stare primi. Sono proprio curioso di sapere chi. Pure io sarei curiosissimo. Pure io ero concorde con lui, cioè Gattuso l'ho sempre visto come un motivatore, non come un allenatore. Invece mi sta dando proprio dimostrazione di essere anche un ottimo allenatore. Esatto, Brewer si dice migliore tipo Ancelotti, perché Ma Liquidotti già fatti figure e merda, Liquidotti, che da faccio? Assolutamente sì. Vediamo un pochino, se avessimo un terzino sinistro come si deve, allora sì. Certo. Bravo, ho fatto la scoperta. Ok, qua c'è ci lancia la bomba. Lui adora Gattuso persona, ma lui vorrebbe un ritorno di Sarri da viola canadese. Come si chiama sto ragazzo, Vale? Gabriele. Dici a Gabriele che il Napoli e i napoletani hanno fatto una piccola sommossa per questo periodo infausto che ci sta diciamo riducendo sul lastrico, ma fanno proprio una sommossa, si vende Sarri una volta in banchina. Pure è vero. Se vuole vedere una vera e reale sommossa a Napoli, allora devi pigliare una volta a Sarri. Rivolta popolare totale. Non è proponibile, non è proponibile il ritorno, e anche perché vedi, manca i can, sta Bonarostà, bravi. E è evidente, oltretutto, oltre a un fatto di come si dice, di chimica, che oramai non c'è più l'intesa con la piazza, eccetera, eccetera. Io credo che ma pure secondo me i giocatori non gli darebbero l'anima come gliel'hanno data illo tempore. Esatto, si creò talmente tanto un momento speciale di impegno, di giocatori al massimo della loro condizione, che davano anche più di quello che effettivamente avevano. Dobbiamo ricordare che Mario Rui e Yusai erano fondamentalmente titolari di quel Napoli e davano il 200%. Oh, pensa un po', senza terzi, perché poi Siculam ha fatto un'ottima stagione, ma poi si infortunò e Mario Rui si è dovuto accollare tutta la fascia da solo. Mamma mia, fatelo poco conto. Non si ripete più, ragazzi. Quel Sarri là, quel Sarri Ball, quel Napoli fantasy, il sarrismo non esiste più. Sì, ma pure lui non lo potrà mai più riprodurre in nessun'altra squadra che potrà mai allenare nella sua carriera.
lo ha già dimostrato, insomma al Chelsea non si è visto un grande sarrismo e alla fine i giocatori facevano quello che dovevano fare. Alla Juve ennesimo dimostrazione che con i giocatori migliori e comunque ha fatto un calcio peggiore. Poi vincere il campionato sinceramente l'hanno vinto, ha vinto chiunque con la Juventus. Mi è sembrato l'uomo in più. Dovete essere superiori a queste cose. Sarri è migliore, forse il miglior allenatore in Italia, chi se ne frega della Juve. Sarri è tifoso napoletano e darebbe di tutto per la maglia azzurra. No, ti devi su questo la memoria corta, strunzato, vale? No, è sempre è un parere che da fiorentino, capisci? Ovviamente lui non ha seguito nello le dichiarazioni no, il tifo non c'entra, era un cavalcare una narrativa, non si è fatto un cazzo, lui non se n'è mai fregato un cazzo. Cioè, e se Sarri andasse alla Fiorentina, ora avete preso Prandelli e vabbè. Ma l'amico fiorentino mi deve spiegare, lui da fiorentino, no Valerio? Mi sente? Sì. Secondo te mi stai sentendo? Ok. Cioè, come fanno, io se fossi un tifoso della Fiorentina mi toglierei l'abbonamento, non me la vedrei più le partite. Come fai a prendere un allenatore che ha fallito? Ma Prandelli è da quando stava in nazionale, compresa la nazionale, che ha fatto pietà. Non è più un allenatore. Cioè, ma come fai a te pigliare ancora Prandelli? Tu rischi in Serie B chi stanno a Fiorentina con Prandelli. Tu dici peggio di Iachini addirittura. Oddio, tra lui e lei scegliere non saprei, però ma Prandelli no. È come se il modo pigliasse a Balotelli, come se una squadra di Serie A si piglia a Balotelli. Stiamo là. Prandelli. Sì, vabbè, ma infatti io so che adesso ci risponderà anche Gabe, comunque lui ritiene Prandelli un brodino, una minestrina riscaldata, niente di... Ok, non credo sia entusiasta di questa scelta. No, non era nemmeno lui entusiasta, ma loro hanno dei problemi fondamentalmente societari. Ho fatto la live con loro e approfondendo la situazione non sono proprio contenti di tutto lì, tra commisso, tra qualche... Commisso è un bello pagliaccio proprio. Qualche cessione eccellente, non si capisce nel futuro dove si voglia poi andare a parare, se vogliono puntare all'Europa oppure no. Hanno ragione, ma poi pure come è stato venduto Chiesa, ti ricordi Valerio quando lo sì, a lui. Voi? Cioè tu vendi il tuo giocatore più importante a una società che odi con tutto, cioè la odiate proprio come pochi, o pagamento dilazionato, mo prestito oneroso, poi dimmoli 1, poi 5, poi 7, cioè ci fai pure sconto. Ma sei impazzito? Ma che cazzo ti dice il cervello? Sì, è un'operazione al limite della simpatia. Hanno messo a bilancio 60 milioni. Ma Roma, Rebirsi 60 milioni. Su quale presupposto ti dice che Gattuso non capisca le tattiche, Sarri sì, casomai il contrario? Non esagero. Sarri fa giocare bene ma non sa leggere le partite, lo dimostrano gli 0 trofei con il Napoli. Vince 0 trofei, ok, però quel Napoli là per me lo scudetto l'aveva praticamente vinto. Sì. Quindi noi non rinneghiamo nemmeno questo. Le due cose non si devono escludere l'una con l'altra. Gattuso, Sarri, esperienza dai campetti, insomma, ha visto il calcio tutto, dalle categorie più piccole fino alla Champions League. E Gattuso invece sta facendo un percorso, è un allenatore anche probabilmente più moderno. Speriamo ci possa dare più soddisfazione. Una coppa o coppetta ce l'ha già portata. E io sono contento di guardare avanti invece che di guardare indietro. Questo non ho intenzione di fare. Va bene così. Concordo con tutto quello che hai detto, Vale. Concordatamente. Senza dubbiamente. Vedo nello sfondo e lo faccio entrare a bomba l'ottimo Baby Fox. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Senti male? No, ti sento bene. No, perfetto. E vedo, allora, benissimo. Quindi Giuseppe, lui è Francesco Giuseppe, presentazione al Giuseppe, stavi anche tu guardando la partita?
Sì, stavo anche guardando la partita e in verità ho visto una Juventus totalmente diversa da quella che abbiamo visto fino adesso. Direi giocavano proprio con sangue all'occhio. Adesso non so perché, ma veramente hanno giocato. Infatti, dopo il primo tempo ho pensato magari nel secondo tempo questi vengono meno e il Cagliari rimonta. Adesso ho staccato perché altrimenti andava in tilt tutto, perché ho 3 schermate connesse sul PC, non vorrei esagerare. Insomma, Sì. però fino all'89esimo credo che stanno, insomma, hanno lasciato qualche spazio in più al Cagliari, ma il Cagliari, insomma, poteva fare Poca meglio. roba. Poteva Lorenzo, fare meglio. giusto? Giuseppe, Giuseppe, scusami, chiedo venia. Però ora non vorrei che si fanno la solita la prosopopea di una Juve ritornata ai suoi standard, No. cioè ha giocato contro il Cagliari in casa. infatti, Cioè, ok, come quel doppio 4-0 con quella squadra di dilettanti in Champions, che se giocavamo noi, un gol ci facevamo, e lo Spezia. Cioè, sì, no, no, 2-0 in casa col Cagliari. Apro e chiudo parentesi. sono perfettamente d'accordo, però comunque era una Juventus carica, questo volevo dire. Sì, Non sì, sto, assolutamente sì. non sto dicendo che era una Juventus tornata ai livelli, assolutamente no, perché comunque insomma qualche liscio l'hanno preso in difesa, che magari se ci fosse Bravo. stata un'altra squadra qualche gol insomma sarebbe potuto anche scattare. C'è pure quel gol del Cagliari che non so Esatto. perché. No, là se hai visto l'attacco, credo che era un centrocampista del Cagliari che ha dato la testata a De Ligt e ha fatto fallo sul Pinocchio che già era lì sulla nuca di De Ligt. Ma Perché lui ha ricevuto la testata, cioè là il fallo è inesistente. non esiste fallo, però non c'era neanche fuori gioco alla fine perché Io ecco, ho mandato la foto a Valerio dove c'è Niente. solo la linea blu che Solo sono blu. perfettamente in linea. Eccolo In qua, linea. guarda questa merda che si è mangiata. Cioè, mo il Cagliari si è appena mangiato un gol inverosimile. Ci dicono robe partite Ciardin, che ha detto il video, sì. che mi sembra la... Io non voglio fare l'anti-juventino a partito preso, per l'amor di Dio, hanno giocato con un'intensità assolutamente diversa rispetto alle altre partite, tutta la vita. Però tutto sto clamore per un 2-0, ripeto, con le molle, con un Cagliari, non lo osannerei così tanto. Comunque. Io sono d'accordissimo, calcolando che comunque se ci fosse stata un'altra squadra, non dico lo Spezia di oggi, ma avrebbero sofferto un po' in più. Sono Perché totalmente d'accordo. il Cagliari ha fatto molto poco, cioè è arrivato a centrocampo, poi puff. È appena finito. Finita, allora ovviamente aggiorniamo i calendari, aggiorniamo la classifica e adesso ragazzi tocca a noi, bisogna fare risultato domani, A me sta salendo la febbre pre-partita, vi devo dire la verità. Sì. Ma anche perché è alla nostra portata proprio il Milan come squadra, cioè nel senso sta giocando bene, tutto quello che tu ormai sono dal girone di ritorno che stanno sul pezzo, come si suol dire. Però prima o poi ce la possiamo giocare a occhi chiusi. Prima o poi devono anche cedere un attimo. Bravo. L'unica sfortuna nostra, e comunque penso che è un discorso che si possa fare anche per la Juventus di stasera, è che sì, è vero, sono andato in nazionale, tutto, però c'è stata anche una lunga pausa per i club, quindi magari qualcuno si è potuto riposare un po' più degli altri. Non so se questo discorso possa essere valido. Vale per tutte e due le squadre. Sì, no, vale per tutti. Il Napoli sappiamo il problema del Napoli qual è? È mentale, si cagano tutto. Abbiamo una domanda per Bepi, mentre ci chiedono Bakayoko gioca, io credo che lo farà, che lo butterà in campo senza febbre, anche se non è al meglio, secondo me lo butterà in campo.
Marat ti chiede se potessi cedere Lobotka, che acquisteresti a centrocampo per potenziarci, per potersi potenziare in modo da avere più diversificazione rispetto a quello che abbiamo. Allora, Panza Robotka io lo regalerei in questo momento, e onestamente non credo che ci serva qualcun altro al centrocampo. Penso che dovremmo iniziare a pensare un po' più sul lato difensivo, magari sul lato sinistro. Dopo aver proposto il buon Fabio e sottoscritto, penso che è il momento di pensare a un terzino sinistro che sia degno di questo nome. Però al centrocampo penso per il momento non prenderei nessuno. Penso che il centrocampo e l'attacco siano le due zone più fornite che ha il Napoli, credo. Sì, vabbè, abbiamo in questo momento noi possiamo considerare Elmas e Zielinski anche come trequartisti, ma posso tranquillamente rientrare nei centrocampisti sicuramente. Concordo pienamente. Giancarlo Pacelli: a luglio, quando loro erano in fortissimo, abbiamo dominato solo quel rigore di Chessici che non avevano vittoria. Sono fiducioso, Giancarlo. Quel Milan, sono cambiate, è cambiato qualcosina rispetto a quel Milan, cambiato il Napoli, perché quel Napoli era 4-3-3 e basta. Però sì, ho riguardato la mia stessa reazione dell'epoca e il Napoli la partita la fece bene, e quel rigore ricordo inesistentissimo, perché tutte le cronache dell'epoca il giorno dopo fecero vedere come si dice, palla piena, sposta il pallone, dopodiché Bonaventura cade e quando cade l'arbitro fischia, niente VAR, niente di niente, il che non va bene, e ricordo che il Milan la riagguantò in questo modo. Il Napoli non meritava di pareggiare quella partita. Allora andiamo a vedere. Comunque non volevo, Gabe, la devi smettere di dire questo fatto, non volevo offendere. Lo so, lo sappiamo che non vuoi offendere nessuno. Noi rispettiamo tutte le opinioni di tutti. Vedi, io per esempio, io e Francesco, un po' Tito che vedi qua, noi litighiamo tutti i santi giorni su tutti i giocatori del mondo, Sì. Nemmeno quelli del Napoli. Ma non c'è niente, il rispetto reciproco dell'idea degli altri è sempre alla base. Vabbè, ma se vedi uno dei toni diversi, uno lo fa per l'emotività, non certo per condannare. Assolutamente. Che è successo? Fatemi vedere. Boom. Luigi Della Vecchia ha donato via YouTube. Gli applausi. È comparso qua, sei comparso qua e ti faccio comparire anche qua. Grazie amico mio, non manchi mai. E io ti ringrazio. Mentre Francesco continua a farci vedere i lampadari. C'ho il telefono sotto carica, purtroppo. Tu quando sei stanco, qualsiasi cosa, no, non ti fai problemi. È arrivato anche l'ottimo moderatore Showtime, benvenuto. Cioè, fatta ridicolo. E ricordiamo che stai guardando i replay delle... Sì, c'è assurdo che abbia fatto altri 2 gol Ronaldo, che per me, vabbè, no. Ma d'altronde se non segnava lui, chi segnava stasera? Sì, no, ma il primo gol è tanta roba, nella maniera più assoluta. Sono sorpreso che non ci sono juventini che entrano e dicono i pagliacci, siamo fortissimi. Sì, ma magari bravissimo, mamma mia. Contro il Cagliari, sì, è vero. Perché te lo aspetti. Avevate paura, pagliacci, 0-0. Giuseppe, mi spieghi Prandelli? No, piacere. A posto. Non proprio no. Quindi sei d'accordo con la lettura che ho avuto prima? Sì. Non è servito in nazionale, non è servito da altre parti, penso che non serva neanche a questa Fiorentina. È vero che io sono un po' d'accordo forse se prendevano Sarri, ma non perché Sarri sia, ma un po' più
diciamo, visionario di Prandelli, o almeno c'ha una visione soprattutto Giuseppe, ma mi rispetto a... spieghi l'ingaggio attuale di Sarri qual è? Dobbiamo chiederlo agli Juventini, ai Gobbi, perché lo stanno pagando ancora loro. Ma secondo me non è anche una questione di ingaggio, perché secondo me è più un dispetto che sta facendo Sarri, perché comunque come essere umano lui è stato trattato veramente da... Non voglio dire a cane, perché sennò i miei saltano dal divano. Vai Valerio. No, non vi voglio interrompere perché il discorso mi piace, ma ringrazio l'amico Alessio Marignano, sono positivo e finalmente domani mi vedo una partita intera perché non lavoro. Forza Napoli, Valerio, continua così e crescerai tantissimo. Grazie amico mio, assolutamente non ce la facevamo più e sono contento che te la puoi godere senza lavorare, perché veramente eravamo al limite della sopportazione di fare discorsi teorici, di guardare. La nazionale mi è anche piaciuta, devo dire la verità. Bepi no, quella con la Polonia così a Bosnia lascia comunque il tempo che è troppo, però mi è piaciuto perché guardavamo un pochino l'intesa con Emerson, abbiamo fatto un po' di fantasie sotto questo punto di vista, il fatto che non ci fosse un nucleo Juve, perché ragazzi la verità, questo è un mio parere personale e chiedo anche il vostro, secondo me il fatto che non ci fosse un nucleo Juve troppo grosso ha fatto sì che questo gruppo sia più eterogeneo, si divertano anche di più. Insigne che scherza con Donnarumma che c'hai Calabria, c'hai un altro giocatore del Milan, Berardi con Locatelli, 2 giocatori del Sassuolo, 2 giocatori dell'Inter, Barella, Bastoni, 3 giocatori del Napoli. Secondo me si è creato più equilibrio rispetto al famoso bloccone Juve che sono sempre loro sotto gli altri giocatori è quello, ma al di là c'è anche quella cosa a dire io in Italia non posso vincere perché stesso questi qua non mi fanno vincere niente perché vincono tutto loro. Quest'anno che siamo tra di noi è capace che con l'Italia ci possiamo togliere una soddisfazione, pensano il resto dei giocatori. Secondo me è un discorso che non è peregrino. Voglio dire una parola cattiva, la famosa sudditanza psicologica secondo me colpisce anche il nazionale. Penso che un po' tutti abbiamo giocato a calcio, quando c'era il tipo un poco più galletto degli altri comunque ti sentivi sempre un po' in difficoltà, perché anche se sapevi che magari sapevi giocare bene, però sai, mi riprende, mi fa il cazziatone, magari il mister poi mi lascia fuori. Secondo me, diciamo a grandi linee potrebbe essere questo. Ci sta, mi convince come idea. Sto vedendo la classifica e quanto non mi piace, mamma mia. Non ti piace la classifica? Vabbè, ma perché... È quella attuale. E quella attuale, ovviamente, la Juve ha un punto dal Milan, che supera in questo momento il Sassuolo, scavalca Napoli, Roma, Atalanta, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo guardare semplicemente... L'unica cosa positiva in questo momento è l'Atalanta, con una partita in più e comunque dietro di noi. Questa è l'unica cosa positiva. E la Lazio, anche loro dietro di noi, con una partita in più. Per il resto dobbiamo fare il nostro dovere. Con un pareggio il Napoli affiancherebbe il Sassuolo, che però deve ancora giocare, e resteremo comunque dietro Juventus e Milan. Sebbene io non firmerei mai per un pareggio, l'avevo ipotizzato, oggi non mi piace più. Ma il Sassuolo c'ha una partita comoda, se non erro, giusto? Il Sassuolo, fammi capire, Verona? Mi pare di sì, bravo, pare va a Verona però. Va a Verona, esattamente. È comoda, non so. E poi è Juric che è un altro zingarello bastardello. Sì, veramente imprevedibile. Verona che insomma anche al Milan ha dato filo da torcere, poi il Milan ha legittimato. Juve di Prandelli, che sta succedendo qua? Domenico Guido, Juve di Prandelli, Marchisio, Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Pirlo, 16esimi Juventini. La Juve di Prandelli, nel senso l'Italia col gruppo Juve, sì. Vabbè, ma questa cosa è andata di moda negli ultimi anni, anzi negli ultimi 20 anni forse. C'è da dire che adesso loro hanno anche meno giocatori italiani, stanno un pochino devono fare una sorta di
di rifondazione anche della squadra, perché Bonucci, Barzagli, Chiellini ancora direi che siamo arrivati. Lo stanno già facendo, vale, perché con De Ligt, Demiral, esatto, l'hanno il ricambio. E poi quelli italiani che sono rimasti sono Bernardeschi, Chiesa, che sono un po' anche pompati da questa situazione qua, perché poi mi dovete spiegare perché Bernardeschi e non Politano a un certo punto. Perché Bernardeschi io che da Juve e Politano no. Va bene, esatto, è quello che... Attenzione che sta succedendo, Luca Delise impazzisce di nuovo. L'ottimo Luca Delise, fammi leggere. Aiuto. Bravo Luca. Intervieni anche dal vivo. Infatti per Avsim la nazionale è sopravvalutata, comunque Sarri a livello umano non si può sentire, tutta la vita obiettivo Champion e Supercoppa, lo scudetto lascialo a loro, annulliamo Ibra come l'anno scorso. Allora, tanti spunti che possiamo analizzare tutti. Ma posso dire una cosa, Valerio? Sì? Ma che cazzo ce ne frega di questo quarto posto, terzo, secondo di merda? Cioè, se vinci l'Europa League, tu vuoi in Champions, ma tutta la vita all'Europa League, voglio tutta la vita. Lo so, ma anche questa volta ci troviamo in un girone, siamo a 6 punti con altre 2 squadre. Sì, vale, ma c'è a molto di preoccupazione lo girone, che tenim un girone. No, vabbè, ma al di là dell'Europa League, che certo me la vorrei giocare fino alla fine, ovviamente, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare terzo, quarto o anche secondo. Se una delle due tra Juve e Inter stecca, il Napoli può anche puntare al secondo posto. Tra i primi 4 credo che non ci dovrebbero essere problemi per quanto mi riguarda, e faccio entrare al volo l'ottimo Levitan Artemius Blo. Madonna mia. Perché sono dei costi. Buonasera, è solo un nome d'arte. Un nome d'arte che noi vogliamo dire per tiro e per sé. Come ciao, stai? Ciao caro. Allora, ho visto entrare Bevi, ho detto vabbè, ma aspetto, entrano gli altri. Ma aspetta, poi proprio questi non vengono, allora nemmeno io. Questa cosa a 3 non si può vedere, quindi mia moglie è gelosa. mia moglie pure. A 4 è sempre più equilibrata, ovviamente. Albe, hai visto pure tu la partita? Sì, vabbè, ma la partita lascia il tempo che trova contro il Cagliari che era poca cosa, sinceramente. Andiamo a parlare della Juventus poi quando sarà contro le squadre serie. Sì. Le squadre serie. Saluto Luigi, vai amico mio, a domani. Io quello che volevo dire, se mi permettete, voglio essere proprio, adesso mi cacceranno proprio dall'Italia. Io sono convinto che quest'anno il Napoli, se non si suicida a livello di kamikaze, io ce lo vedrei un tricolore, poi mi sto zitto. Ma per il semplice fatto che comunque, essendo un'annata Covid, essendo un'annata insomma un po' bislacca, abbiamo tutti i mezzi. Cioè, cosa abbiamo in meno di altre squadre, in meno del Milan che adesso attualmente è in cima? Cosa abbiamo in meno? Non lo so, non voglio dire la Juve perché magari qualcuno mi può rispondere, ma abbiamo Ronaldo. Sì, ho capito, se questo viene meno che fate? L'Atalanta l'abbiamo visto, si è sgonfiata, ha finito la benzina, perché l'anno scorso hanno dato tutto e di più, perché quello è, nessuno me lo toglierà, altro che allenamenti con le diete cioè dai, siamo onesti, quelli correvano fino al 97esimo, fino al 120esimo, nessuno riusciva a stargli dietro. Poi quest'anno così per incanto e stanno pensando alla Champions. Valerio, non sono d'accordo. Non steccano Juve e Inter contemporaneamente. Ma questa Juve, l'Inter che dov'è? Al 7° posto attualmente, sì, siamo alla quinta, la sesta, la settima di campionato, quello che vuoi tu. Però secondo me noi ce la possiamo fare. L'Inter dalla Champions uscirà sicuro al 100%, perché non è articolato.
parliamo del campionato. Conte all'Inter sta facendo... dalla Champions si concentrerà solo sul campionato, e l'Inter... Ma non vanno da nessuna parte. Per un organico importante. No. Allora, l'anno scorso l'Inter perché è arrivata a un punto dalla Juve? Perché la Juve ha mollato quando ha vinto. Vabbè, sì. Hanno mollato, stop, finita lì, perché infatti se non erro le ultime due, uno l'ha pareggiata e uno l'ha persa o viceversa. Quindi, cioè, di chi ci dobbiamo preoccupare? Fa più paura la Roma? No, secondo me ci dobbiamo preoccupare più della Roma. Sono convinto, perché l'Inter alla fine, fin quando ci sarà Antonio Conte che va in televisione a dire non mi comprano nessuno, oppure quelli che mi comprano non sono più buoni, ma li hai voluti tu. No, l'Inter la vedo, ma poi la Roma, ok, ma Roma si basa su Dzeko, Mkhitaryan e Pedro che non reggono tutto campionato. Ma per dire la Roma era una provocazione la mia, per dire che secondo me proprio dell'Inter e della Juve non dobbiamo avere paura in questo momento, a meno che non ci suicidiamo come abbiamo fatto altre volte. Ma noi non abbiamo una rosa così profonda da poter fare. Noi non dimenticare che teniamo pure l'Europa League. Napoli, il doppio confronto mentalmente non lo regge così tanto. Quindi se dovessimo uscire subito dall'Europa League, allora potrei anche essere concorde con te. Ma non abbiamo una rosa così profonda da poter competere con quella dell'Inter e con quella della Juve, soprattutto. Siamo d'accordo. Secondo me l'unico nostro vero grande ostacolo, adesso mi uccido, penso che la tocco piano, è proprio il nostro presidente. L'ho toccata piano? No, guarda mai, è una grande cosa. Secondo me, perché guardate, a me nessuno me lo togliere dalla testa. Quando Koulibaly al 94esimo ha segnato allo Juventus Stadium, praticamente avevamo lo scudetto già cucito in petto, mancava pochissimo, andiamo a perdere con la Fiorentina. Secondo me là c'è stato qualche magheggio sicuramente di De Laurenti. A me nessuno me lo toglie dalla testa, perché tu come presidente che stai accarezzando il sogno di vincere uno scudetto, cioè come ti permetti di far... vorrei dire tante cose, però è meglio che mi sto zitto, perché sennò mi arrestano. Però io sono convinto di questa cosa, che là è stata una direttiva venuta da molto in alto a dire... ma addirittura dire che ti arrestano, no? Comunque se stai esponendo una tua opinione, non è che stai dicendo è così, sono sicuro, ho le prove, quindi facci sentire questo. Allora vai tranquillo, facci sentire questa cosa, dilla completa la tua opinione, perché io sono l'altro che candidavi tu con Boris e mi fa come la vedo io. Allora me lo spiego subito, per come la vedo io, sapendo che il cangurotto De Laurentiis a un certo punto, se questi iniziano a vincere qualcosa, poi al rinnovo di contratto li devo pagare. E lui che cosa fa? Ovviamente non vuole alzare gli stipendi, perché abbiamo visto in passato anche con altri giocatori al momento del rinnovo, o ti prendi questo, quella è la porta e te ne puoi andare, lasciando stare i casi di tradimento e bla 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 bla. Però lo scopo suo qual è? Fare andare avanti l'azienda. Come va avanti un'azienda? Facendo cassa. Come fa l'azienda a fare cassa? Prendi il giocatore a 1 e lo vendi a 2. La differenza 1 me la metto in tasca come netto guadagno. Secondo me non vincendo qualcosa di serio, ma arrivando alla qualificazione perché prendi soldi, arrivando qua perché prendi soldi, arrivando là perché prendi soldi, ma non vinciamo, i giocatori dopo non hanno diritto di dire però vedi, ti abbiamo portato in alto, abbiamo vinto, inizia a cacciare un po' di soldoni. Tu praticamente stai dicendo che De Laurentiis in pratica vuole fare un po' una cosa tipo alla Longobarda. Ma diciamo che l'ha fatta finora, perché noi abbiamo avuto le possibilità. Il film L'allenatore nel pallone è proprio quello il discorso, cercare di andare in Serie B, di retrocedere per non dover spendere troppi soldi. Allora tu praticamente mi stai dicendo che il Napoli, che De Laurentiis non ha voluto vincere lo scudetto per evitare di dover pagare troppo i giocatori. È una tua ipotesi che può essere plausibile, non ne abbiamo le prove, però no, assolutamente, nessuno ti può dire niente. È una mia idea, per come la vedo io, perché ripeto, per me da tifoso, diciamo così, vedere una squadra che riesce a fare, tra virgolette, il miracolo, arrivare là a un passo, lo stavamo quasi prendendo con Nago e Cotone, e andiamo a perdere contro la Fiorentina, che se non erro era settima, ottava, sesta o giù di lì, in quel modo, che mi pare che perdemmo 3-0 secco in casa nostra. No, a Firenze. A Firenze.
Mi pare che era in casa, perché noi la partita prima l'abbiamo... Era a Firenze, perché Firenze. parlava di albergo, no? Stiamo su albergo. Boh, quindi, Ma sulla partita di Firenze, De Laurentiis che doveva fare, quale dovrebbe essere il ruolo di De Laurentiis in quel caso? Giuseppe, scusami se vi interrompo. Come giustamente ha detto Valerio, la De Laurentiis che dall'alto prima della partita dice: ragazzi, voi dovete perdere. No, è inverosimile proprio, non ci sta proprio. Anche perché poi, se lui vince mezzo scudetto a Napoli, verrà idolatrato per tutta la vita, quindi se ne fotte il cazzo di aumentare il monte ingaggi di una decina di milioni di euro o di fare dei regali per l'obiettivo. Questo discorso che hai fatto tu avrebbe avuto un senso nel lontano 2011, quando noi al girone d'andata eravamo primi e tu non fai alcuni interventi. Io da allora che ce l'ho con lui, dal 2011. Leggimi se sbaglio, Valerio, che te stanno abbastanza bene. No, a livello di memoria mi faccio aiutare dagli amici bellini. Ok, noi quel campionato con la Juve, con Estigarribia, Pepe, Matri, Iaquinta, c'è chi è morto in mezzo campo, con i morti. Tu non fai un piccolo intervento a gennaio, perché illo tempore il Napoli non interveniva mai a gennaio, mai, ma ancora oggi non fa un cazzo. Siamo primi in classifica e noi perdiamo scudetto con Pepe, Matri, Estigarribia e Iaquinta. Ma veramente stiamo facendo? E noi avevamo quel ben di Dio. Teniamo alla Vezia, Amsic, a Gargana, a Cavani, che sputavano un coppo pallone e segniamo. Io da allora nessuno me lo toglie dalla testa, nessuno. Lui non fa mai un pensiero. in più. Cioè, se lui vede sempre prima il bilancio, questo sì. Però ho preso rente, ci sta poca fa. Diciamo che era solo il mio pensiero, perché ovviamente era anche una cosa abbastanza fantasiosa che non sta né in cielo né in terra, però purtroppo a me nessuno me lo toglie dalla testa, perché comunque qualcosa è successo, perché non pure come io giocatore che sono lì per vincere uno scudetto, io do il 3000% in campo per potermi portare a casa almeno un pareggio, ma non una sconfitta così netta. Non lo so, mi puzza, posso avere il beneficio del dubbio, punto. Poi certamente, e mentre tu resti con beneficio del dubbio legittimo, io faccio entrare Elpidio al volo, lo vedo nel sottofondo, un po' la connessione è la mia, non so se qualcuno ci dice anche che la voce è un pochino metallica, ragazzi, non so se è una questione di cuffie, di microfoni. Il buon Elpidio è caduto, vediamo un pochino di recuperarlo. Allora, leggiamo un pochino risposte in merito, perché il discorso è caldo, ovviamente. Quella partita la vedremo perché non scendemmo in campo. Dopo aver visto lo schifo di Juve e Inter, i calciatori non si stavano con la testa. Un po' così, ma anche comunque un'espulsione dopo pochi minuti, se me la ricordo bene, fu espulso Koulibaly dopo pochi minuti. Sì. Rimaniamo in 10. E quando tu dopo è uguale, ma quando se sono 10, se sono 15, comunque se dopo pochi minuti di gioco del primo tempo ti ritrovi a dover giocare una partita così importante per il campionato in 10 con la Juventus che ha vinto, tolse Jorginho, se non sbaglio, non e mi lì ricordo, ma vai trovando troppo. Però il faro del quando centrocampo. Come? No, Francesco, intervento su Jorginho. Fatemi salutare il Pidio, lo vedo. Elpidio, buonasera. 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 Ciao, Bepi è un po' il microfono che è un po' metallico, non so perché stasera, l'altra volta eri perfetto. Aspetta che allora mi tolgo le cuffie. No, il Pidio, dicevo a Bepi. Quindi Comunque torna un'altra volta, comunque già quando ti vai a ritrovare a fare una partita del genere così importante io ho con staccato. un'espulsione dopo pochi minuti e la Juventus che ha vinto il giorno prima, già non c'ha più voglia e quindi ci sei fuori con la testa e poi ne di 3 oggi. Quindi sì, no, ma io sono d'accordo con Brewer, lì al di là della range, è ovvio che i giocatori
stavano al picco della loro, insomma, anche del loro sforzo. La questione dell'albergo è innegabile, perché noi stiamo guardando quella partita, si dice in albergo perché tutti hanno visto quello che è successo, e psicologicamente aggiungi l'espulsione, il Napoli è crollato completamente e abbiamo mollato completamente. Il discorso che fa Bepi io lo condivido sotto il punto di vista che per lui arrivare secondo basta e avanza per una questione economica. Non credo tanto che lui si preoccupa di aumentare gli ingaggi se vince, anche perché immagina un personaggio come De Laurentiis quanto si gonfia se vince lo scudetto a Napoli. Voi non eravate nessuno, cioè quello già non si mantiene, non eravate nessuno, vi ho preso dalla merda, avete avuto solo Maradona, adesso sono io che vi ho portato a vincere. Secondo me, bravo. Secondo me lui avrebbe dato qualsiasi cosa, però lo sforzo in più non lo fa. Esatto. E qui vorrei sapere se secondo voi, perché io a volte ho avuto il dubbio veramente sullo sforzo in più sul mercato a gennaio, oppure non dice una parola in più, perché secondo me è già deciso che il Napoli più di tanto non può fare, allora che mi sforzo a fare. Però queste sono, come al solito, illazioni, sono dubbi, e chiedo ad Elpidio. Buonasera innanzitutto. Io vi devo scancellare perché avete poca fiducia, pochissima fiducia. Io a livello proprio di gioco, ditemi chi è che gioca meglio di noi, Totto e Milan, che incontreremo domani sera. Non vedo nessuno. Togliamo da mezzo l'infortunio con il Sassuolo in casa, partita strana. Ma io fino adesso che avete visto? Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un Inter che ha un calcio medievale. Vabbè, la Lazio non ho paura della Lazio. Se abbiamo paura della Lazio, quella che stiamo a fare, che giochiamo a fare? Cosa giochiamo a fare? La tabella l'abbiamo asfaltata. Domani è la seconda partita seria che faremo e i presupposti ci sono tutti, anche senza Osimhen. Io sono fiduciosissimo e secondo me Elpidio, aspetta, perché ti fermo un attimo, perché sennò non abbiamo il ritorno. Qualcuno ci sta dicendo che ci sono dei problemi di rumori metallici e di cuffiette e di microfono. Vorrei chiedere se anche io ho questo problema, quindi se è un problema generale dello streaming di oggi. Sì, Valerio, anche tu adesso. Quindi aspettiamo un feedback. Ho tolto tutto io. Sì. È tolto, non lo so se è meglio o peggio. Ditemi se cambia qualcosa così. Tu stai bene secondo me, Albe? Ok, dai, io spengo il microfono, quindi per capire se ero io. Io spengo il microfono quando non parlo, non so poi se sono io. Sì, ma il tuo microfono è molto metallico oggi, Bepi. Maledetto. Non lo so perché. Adesso? Non è cambiato nulla. Allora non so, è la connessione mia allora. Perché tu devi nelle impostazioni audio del restream devi selezionare il microfono, se lo accendi e spegni non cambia. Vedi un pochino. Vado. Nel frattempo Fabio Angelino ci dice Valerio sa che io ho letto nella frase dello scudetto perso in albergo qualcosa in più. Io sospetto, anche se non posso averne alcuna prova, minacce alla squadra stile Juve Report. Allora, non so, ridò la parola del video che avevo interrotto bruscamente e che ci stava parlando, oltretutto noi abbiamo fatto un tuffo nel passato e ci sta, però lui ci sta parlando del Napoli di quest'anno, che ti sembra sul pezzo. Io sto parlando sul pezzo e vi dirò di più, anche per la prima volta abbiamo acquistato un giocatore con diritto di riscatto, uno già fatto, no?
Chi vi dice che a gennaio non arrivino uno, addirittura 2 giocatori quando sarà la cosa? Io la vedo proprio per il fatto che il campionato è molto anomalo e siamo tutti quanti là comunque al netto anche di questi benedetti, di questo benedetto punto di penalizzazione, perché io dopo era assodato che abbiamo perso a Torino su un rigore che non c'era, quindi non dobbiamo essere troppo non è l'anno, cioè ce lo dobbiamo giocare fino alla fine, perché tutte le occasioni saranno giuste. La squadra gioca bene, è innegabile. È normale che ci sono ancora delle cose che vanno in costruzione. Ricordiamoci che abbiamo reinventato un nuovo ruolo per Mertens. Mertens è passato da fare il falso 9, è passato a fare il regista di una squadra che non aveva mai fatto e lo stava facendo bene. Adesso cominciamo, scusate, fino adesso Elmas quante partite ha fatto? Adesso Elmas, che è il ragazzo intelligente, sta là sempre che ascolta e Rino tiene molto ma molto in considerazione. Domani lo sa benissimo che se avrà la sua occasione, questo se lo mangerà il campo. Questo può essere la nostra nuova arma, perché sottopunta con Mertens davanti oppure con Osimhen, perché no? Pure con lo stesso Petagna, se la partita si incanala in una certa maniera. Ma noi facciamo male, ma facciamo male a tutti, a tutti. Questa è una squadra giovane, giovane, andiamo a prendere per età media. Perché non ci dobbiamo, è normale, io sono d'accordo con l'amico che dice che l'Inter è una squadra, è una corazzata, è normale, è una corazzata che gioca da corazzata, non da destroyer come noi, eh. E quindi io la vedo bene. Bene, vediamo se riusciamo a far entrare Fabio, che di solito nel frattempo credo... Bepi, fammi una prova audio. Ci siete? Come Ti sento molto meglio adesso, perfetto. Credo che gli unici problemi... Francesco. Il video si sentiva Dimmi, benissimo, adesso tu si sente proprio metallico a te. E il video si sentiva bene. Vediamo, io mi risento bene. No, ti sentiamo Vediamo. proprio almeno ti sento proprio metallico. Ma io a te pure ti sento un po' così e così. Pure io sento Franchi metallico. Buon Fabio, qua stiamo spingendo proprio al massimo tutto il computer, vediamo se ce la fa, se non muore tutto. Ma comunque, Franchi, metti le cuffie, ci dicono, sei tu che fai ritorno ed eco, che poi non è nemmeno un ritorno, ma si sentono dei rumoretti, sai, come se qualcuno e credo che è Francesco. Nel frattempo ti muto, Frank. E andiamo a capire il buon Fabio. Vabbè, vedo solamente il nero. Alberto, fiducioso come il video o meno? Fiducioso che... Ecco qua è uscito Fabio, fiducioso nel senso che il Napoli riuscirà a fare qualcosa. Vai. Ma guarda, sinceramente, se parliamo del campionato, io mai come quest'anno la classifica non me la sto guardando e mi sto divertendo. Non me ne frega un cazzo, vinciamo, non vinciamo, non mi interessa. Io mi guardo partita per partita e mi diverto, perché mi sono intossicato ogni anno da buoni... Da quando è che siamo in Serie A? Sono 10 anni. Sì. 10 anni che mi sono intossicato, e mi sono intossicato negli ultimi 3 anni in maniera allucinante, quando siamo andati vicini allo scudetto, quando poi è arrivato Ancelotti, che non ti nascondo che io ero contentissimo perché ero un grande fan di Ancelotti in passato, e invece di fare qualcosa di buono ha distrutto la squadra. Adesso perché, per quale motivo non ci interessa, per la squadra è morta.
con l'arrivo suo, e con Gattuso ero un po' scettico, in effetti. Ero un po' scettico con Gattuso, però a quanto pare Gattuso ha dato una bella impronta a questa squadra. Però io la classifica non me la voglio guardare, perché se no mi intossico un'altra volta, perché proprio perché quest'anno la Juventus, col cambio allenatore, c'ha un solo vero e proprio centravanti che sarebbe Morata, il resto sono tutti arrangiati. L'Inter, ragazzi, Conte ha vinto qua in Italia quando stava con la Juventus, ma Conte non è nessuno. A me non piace proprio come gioca Conte, perché il classico catenaccio, riparti e non mi diverte. Con l'Inter lo puoi fare bene perché c'hai Lukaku, c'hai quell'altro, come si chiama? Lautaro Martinez, però comunque è un tipo di gioco che non ti porta più da nessuna parte a un certo punto, secondo me. Il Milan crollerà prima o poi. Io penso che crollerà. Quindi secondo me alla fine la spunterà di nuovo la Juventus, ma non il Napoli. Non il Napoli perché il Napoli non è ancora... è già una squadra più importante rispetto a 10 anni fa, sono d'accordo, ma non è ancora nell'elite. Non viene ancora visto nell'elite, se sarà mai visto nell'elite non lo so. Probabilmente per essere visto nell'elite dell'Italia il Napoli dovrà cambiare presidente. Avrà bisogno di un presidente veramente ricco, per farci capire, come si chiama quello del Chelsea? Il russo? Abramovic. Esatto. Capito? Per poter dire, adesso è nell'elite, allora il Napoli può fare qualcosa. Ma fin quando ci sarà De Laurentiis, che purtroppo non fa parte dell'elite, è ricco, ma non è riccone. Parliamoci chiaro. Certo. Allora sarà è una società a gestione familiare, si può dire. È poco più che una società a gestione familiare, che giocano bene, giocano di cuore, ci mettono l'anima, è bello, è divertente, ma non vince. Per questo io mi guardo ogni partita e mi diverto, mi incazzo quando perdiamo, quando vedo che dici cazzo, voi la viste fa magnà questa squadra, non li dovreste far respirare, invece vedi che se la giochicchiano, se la fanno, e mi incazzo, e là mi incazzo. Quindi per questo, se poi mi vedo ancora la classifica mi incazzo ancora di più. Però più che altro, poiché il Pidio ha parlato di mercato e di giovani, vorrei tornare a quello che vi ho postato oggi su Telegram. Voi le siete andati a vedere il video di questo calciatore? Il calciatore impronunciabile, è un giovane talento che ci hai proposto, Giorgiano. Video, ragazzi, quello è forte proprio. Tra l'altro, gioca nel ruolo, gioca esterno sinistro. Esatto. 19 anni, esterno sinistro, può giocare al centro e può giocare a destra, ma gioca principalmente esterno sinistro. Quello se lo metti vicino a Insigne e gli fai un po' di lezione. Quello esce un giocatore di un livello non indifferente, tra l'altro ambidestro, cioè tira senza problemi di destra e di sinistra. Quello io un pensierino ce lo farei. Magari ci arriva questo video, questa live a De Laurentiis e cose del genere. Aspetta, come si chiamava? Non ve lo dico subito. Dovresti riprendere il messaggio vocale, perché altrimenti io non sono in grado. No, l'ho imparato, mi devo solamente ricordare. Allora, faccio un tentativo di rimettere Francesco live e vediamo se non abbiamo problemi di audio. Sì, Valerio, mi senti? Sì. Allora, io ho messo le cuffie come mi avete chiesto, mi sono uscito e sono rientrato, però continuo a sentirvi veramente in maniera pessima, proprio sia a te che all'altro amico nostro. Però credo che il resto della ciurma ci sente bene, quindi penso sia un problema di connessione tra me e te. Ah, ok. Allora il giocatore si chiama Kvaratskhelia. Mi vorrei congedare adesso che sì. almeno salutarvi in maniera decente, sperando che mi sentiate bene. Io ti sento bene, credo anche gli altri. Grazie Francesco per il tuo intervento. Spero si ripeterà, Vale. Assolutamente sì. Ci sentiamo sul gruppo. Un abbraccio grande. Ciao grazie. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao.
Allora, nel frattempo esce Francesco, vediamo se possiamo far entrare Fabio. Eccolo là. Esatto. Buonasera Fabio. Lo devo mutare subito perché come al solito io sento i ritorni a bestia, quindi non posso mai. Ti faccio parlare, esatto, sempre mutato, ti faccio intervenire e poi stiamo zitti tutti quanti. L'ottimo Alberto ci aveva detto di nuovo, ci puoi far risentire quel... Varazquelia. Ok, io non lo È so. complicato, ragazzi, non l'ho detto più o meno bene, ma manco io lo dico. Giorgiano, magari scrivilo in chat, così se lo vanno a cercare quando hanno tempo. Fabio l'ha ribattezzato Gennaro. Esatto, abbiamo detto, Walter aveva detto Gigi, Non insomma, mi fare le risate. Un nome dei nostri. Facciamo salutare il buon Fabio, stiamoci tutti zitti così lui può parlare. Vai. Buonasera a tutti ragazzi, mi dispiace essere entrato adesso, ma sto cacchio di browser a me non va, non riesco proprio, io non ce la faccio, mi pare Mario Rughe quando trasecca in coppa. Alla grande, riprendo la parola, sei un grande. Anche la sola presenza mi piace e mi fa star bene. Elpidio. Allora, domani non abbiamo Rachmani, non abbiamo Yusai, non abbiamo... su Osimhen tu eri addirittura positivo di un probabile ingresso nel secondo tempo. Come la vedi? Racconta agli amici bellini questa sorta di... Per me lo porta in panchina. Lo porta in panchina e chissà che all'ultimo una zampata finale. Ve lo ricordate, no? Italia-Germania 4-3, no? Ve lo ricordate cosa sì. combinò quel signor giocatore che si fece mezza partita con la mano fasciata? Beckenbauer. Cioè. No, io dico che lo porta in banchina proprio come deterrente. Normale, se qualcuno mi ha detto che non riesce a tenere anche il braccio alzato, se è così no, però se è della serie che cioè quello che non capisco, se sta proprio così male, perché oggi qualcuno mi ha detto che lì in chat nostra interna che non riusciva neanche ad alzare il braccio, cioè se sta così male allora siamo messi proprio malissimo, cioè qua si parla di qualche mesetto pieno. Però se non è così, che deve fare terapie, che con la paura che non si reiteri e diventi una cosa poi patologica, no? È un altro discorso, però se è che deve fare solo 2 settimane, vuol dire che può anche correre e quant'altro, quindi sta in panchina e lo utilizziamo come deterrente. Casomai lo facciamo pure scaldare un pochino. Ma capito una lussazione, un po' di pressione, già giusto un po' di pressione anche psicologica, è pronto. Tenere la serie, mo entro, raga, ma secondo me un po' di garra ci vuole, no? Mo non lo so in che termini stanno, noi diamo fiato ai nostri polmoni, mi fa piacere di pensarla così, perché se veramente sta male, come qualcuno mi ha detto oggi, che non riesce ad alzare il polso, raga, ma allora questo l'abbiamo perso per un mese, facciamocene una ragione allora. Speriamo che hai ragione tu. Fabio, A ti me quello ridò la che parola. a me quello che mi gira i coglioni è Rachmani, però. E vabbè, all'infortunio di Rachmani si è aggiunta anche la positività, quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino. Silenzio tutti, parla Fabio. Fonte Sky Sport. La formazione prevista per domani porta Ospina, Di Manolas, lì lasciamo stapo. Bakayoko, Fabio Litano, Elma, Insigne Mert, con la possibilità 4-2-3-1 con Elmas sotto punta e 4-3-3 in fase. Voi che ne pensate? Allora,
ti blocco subito e ti rispondo. Se è bello. Ti rispondo perché ti sentivo 5-6 volte. Allora, se vi ricordate, anche nei video miei precedenti, quando arrivò Osimhen e facevamo queste ipotesi di calcio fluido e non liquido, io avevo sempre detto che bastava spostare uno dei centrocampisti sotto punta, un Elmas che da mezzala diventa sotto punta, che può in fase di attacco diventare così. Però a me Gattuso questa storia non gli è piaciuta, almeno non l'ha fatta. Finora ha sempre dimostrato che se era 4-2-3-1 è 4-2-3-1 e non l'ha fatto il passaggio in corsa. Bepi, secondo te è una questione che i giocatori devono fare uno spartito alla volta, perché altrimenti vanno in difficoltà? Alla fine un modulo prevede 2 spartiti, fase difensiva e fase offensiva. Che dici? Dico che conosciamo i giocatori del Napoli, se Gattuso li ha mentalizzati come si deve, ora che giochino col 4-3-3, 4-3-2-1, c'è qualcosa, secondo me qualcosa di buono, l'importante è che scendano in campo con la testa giusta, perché alla fine il loro mestiere lo sanno fare. Ora che ci metti Elmas dietro, come si chiama, Mertens, o ci metti Zelinski, alla fine se riescono a trovare la partita giusta, a indovinare il modo di scendere in campo con quella testa concentrata, che devono battere il Milan, secondo me, vale, possiamo mettere pure il 5-5-5, come disse il grande, la vinciamo, cioè possiamo tenere testa al Milan, perché il Milan poi alla fine, tutto sommato, cioè io onestamente, non so, mi sembra prima lo zio ha detto che non lo dobbiamo temere, ma io non lo temo, io temo solo Ibrahimovic, punto. Il resto come gioco noi siamo nettamente superiori, ma non perché voglio essere il tifoso napoletano che dice siamo i più forti, no, perché secondo me il gioco del Napoli in questo momento, o almeno quando si concentrano, o almeno il Napoli visto con l'Atalanta, schiantiamo anche il Milan, Io sono curioso anche di vedere il Napoli con una squadra che vuole fare il suo gioco e che non vuole per forza chiudersi coi pullman, perché a sentire anche gli altri youtuber milanisti un pochino quello che si sta dicendo, la conferenza di Bonero, ho sentito il Milan dovrebbe venire a Napoli a fare la sua partita senza mettere il pullman davanti alla porta. Anche altre squadre che insomma dovevano venire a viso aperto, la Z olandese, il Real Sociedad, alla fine li abbiamo visti aspettare, non lasciarci mai la profondità. Credi che sia finalmente una partita? Perché l'unica che lo ha fatto secondo me è l'Atalanta e ha preso schiaffi. Secondo te riusciamo a vedere una partita aperta dove magari, ok, facciamo chi vince, non fa niente, però almeno che non ci sia difesa preventiva così feroce? Ma io me lo auguro perché mi voglio divertire, soprattutto vedendo Napoli-Milan. Però il discorso è spettacolo o risultato? Perché se il Milan vuole fare il risultato, e l'abbiamo capito tutti quanti, basta mettere il pullman, il Napoli non passa più. Tra l'altro non c'hai Osimhen, scusami, non c'hai Osimhen. Tu lo puoi dire. Petagna 90 minuti li regge? Non li regge? Può essere effettivamente decisivo quando la squadra è così chiusa e ancora sullo 0-0? Sono tante belle domande alle quali non abbiamo ancora una risposta. Io spero che il Milan venga a fare la partita, anche perché io mi aspetto comunque dalla capolista, perché al momento il Milan è la capolista, mi aspetto che venga a fare la partita, venga a dimostrare che se sta lì sopra c'è un motivo. Non perché culo oppure abbiamo fatto il catenaccio fino ad adesso e quindi andiamo avanti. Se sta là sopra c'è un motivo di giocare la partita e spero che se la giochi, perché se se la gioca la partita diventa bella, divertente. Però se è una domanda, questa è una domanda, bella domanda, però alla quale non c'è risposta. Qualche ora. Dobbiamo aspettare qualche ora, può essere di tutto, ti può aspettare di tutto da questa partita. Mariano ci dice sono loro che devono temerci. Mi sembra logico. Ciambelli, Macaresta, Atalanta ha fatto 0-0 con Spezia e in effetti sì, abbiamo visto che stanno un pochino perdendo pezzi per strada, o almeno non sono quelli impossibili. L'Atalanta adesso batte il Paris Saint-Germain, va a vincere la Champions, veramente si è detto qualsiasi cosa. Sono forti potenzialmente, sicuramente, però se non vanno a 1000 all'ora vengono meno anche loro. Ragazzi, nel frattempo
vi ricordo di lasciare qualche like perché vi vedo che state belli rilassati, che vi state godendo lo spettacolo, però i like non lo so, e credo che il buon Elpidio voglia anche, lui potrebbe lo vedo. Elpidio, preferisci punto esclamativo Forza Napoli o punto esclamativo Juve? Perché gli amici Sempre potrebbero... Forza Napoli. Non mi interessano Bravo, proprio gli altri, guarda. Bravissimo. Proprio per niente, Questo era guarda. quello che volevo dire. Per Perché niente noi ce proprio, l'abbiamo. guarda, anzi ti dirò di più che questi stanno qui, all'inizio quando io vi ascoltavo nella prima oretta che c'era qualcuno che aveva detto, mi sembra il tuo amico di scuola, no? Aveva detto che avevano giocato col sangue agli occhi la Juve. Secondo me loro hanno patito molto questa questione della nazionale. Ottimo spunto. Ottimo spunto. L'hanno patita e la stanno patendo tutti quanti, che per la prima volta, purtroppo per loro, non ha dato nessun apporto a questa squadra. Che Bonucci e Chiellini si sono fatte vecchie, un tempo è passato pure con loro, e che non si possono fare tante cose. Bernardeschi lo stesso. Sappiamo che Bernardeschi comunque lo stanno tenendo a galla con i voti 6,5, tutto quanto. E noi abbiamo Insigne, stasera non abbiamo parlato proprio di Insigne. Hai ragione, e io dovrei far partire un punto esclamativo Insigne, però chiedo agli amici... Anzi, io sono proprio per un punto esclamativo Insigne, perché Insigne allora domani sera si metterà qualcosa in testa. Sai che ti dico, io lo preparo proprio al volo e vediamo, facciamo tutto live, perché questa è anche la bellezza di essere live tra amici. Chi è in video, chi sta scrivendo e commentando, questa è la bellezza. E io lo faccio al volo, aggiungo comando, punto esclamativo Insigne, e la risposta non ve la dico, sarà una sorpresa. Vediamo così, vediamo subito. Ok, allora, l'ho messo. Bepi, dovevi aspettare troppo presto. In questo momento vi lancio io il via. Vi lancio io il via. Così come l'ha scritto così come l'ha scritto Giuseppe, così lo dovete consegnare. E adesso parliamo anche della 10A Insigne. Voi preparate, punto esclamativo Insigne, minuscolo, tutto attaccato, siate pronti. 1, 2, e adesso diamo la parola a Fabio. 3, via, tutti quanti, punto esclamativo Insigne, punto esclamativo Insigne, punto esclamativo Insigne, tutti quanti, provocazione. Adesso stiamo un attimo in silenzio perché voglio far dire una cosa all'ottimo Fabio, vai. Allora, se non so cosa, perché colleghi spero che mi settappa play Insigne mi ha risposto robot. Ma a parte la battuta, ti volevo domanda Mas. Non so se mi assene, vale perché ho sempre questo dubbio. Vai. Ok. A me sembra, ovviamente, più forte, capito? È il CAD. In che senso? Non è centrocampista, non è esterno, non è tre quarti, è un giocatore indecifrabile, proprio per questo se può fare la differenza. È il fatto che Zielinski è stato infortunato, il Covid, quello che sia. Gattuso, ecco perché secondo me proverà Elmas dietro Mertens, perché mi serve Simen Mertens, perché uno è 90 milioni, un altro è 5 milioni, 2 milioni giocare. Quindi proprio questo fatto che Elmas è in forma, secondo me Gattuso lo vede più offensivo ancora di Zielinski. Tu che ne pensi? Sì, ti blocco e prendo la parola. Allora, sono d'accordo che ti sentivo ogni tanto a doppio, però vabbè, questo abbiamo capito, è un problema di browser del tuo telefono.
Sono d'accordo, è più offensivo, lo vede più offensivo di Zielinski, secondo me anche per qualità di Zielinski, che può fare meglio dietro, perché Zielinski veramente potenzialmente può fare tutto. Elmas c'ha la freschezza, c'ha la sfrontatezza. Zielinski secondo me pensa un attimo in più alla giocata, esatto, è un giocatore molto molto mentale. Elmas è più imprevedibile, Elmas a volte tenta il dribbling in più, è pazzo, sono d'accordo, e quindi può dare veramente quel qualcosa in più, più vicino alla punta, e secondo me anche quella freschezza, se dovesse adattarsi prima punta, un Elmas che riempie di più l'area rispetto a Zielinski, ce lo vedo anche meglio, e sappiamo che nella fase di non possesso nel 4-4-2 il sottopunta deve essere alla stessa altezza di Mertens, in questo caso come prima punta, per la prima cosa. E poi tu stai dicendo il tiro da fuori, la botta, la mazzata, esatto, esattamente. Allora andiamo a vedere un attimino qualche commento, ragazzi. Nel frattempo avete distrutto i bot, vedete, sono 2 bot e rispondono uno sì, uno no. Bellissima questa cosa. Angelo Nozzolino: ma secondo voi un Milan che si basa su un giocatore piuttosto che su un progetto di un allenatore è una squadra che può tenere a lungo? Poi ragazzi, adesso rispondiamo su questa cosa. Angelo, qualcuno ha parlato della 10 a Insigne, faccio un giro veloce. No, ragazzi, no, per piacere, io ero proprio contentissimo e ero felice della qualità, come lo sono, di tutti quelli che guardano questo canale. No, ma infatti secondo me è stata una domanda... Non siamo entrati in questa becera cosa che solo... Ecco, noi qua che a Napoli sbagliamo, ma cosa andiamo a toccare? Lasciamo un grazie a Dio a maglia Rostà e che le catena sulle spalle Lorenzo. Va benissimo. Non andiamo a toccare certe cose. D'accordo. Bepi, tu vuoi aggiungere? Cioè, non ne parliamo noi, queste sono cose che destabilizzano, perché c'è qualcuno che fa di tutto. Il nostro ambiente è un ambiente di merda a livello proprio napoletano, perché non riusciamo mai a stare, grazie a Dio. Mo chi sta tu cazzo per mezzo, 10 Maradona là mezzo, ma la vogliamo smettere? Mi collego a Elpidio, ma in un altro senso, non solo il fatto dell'ambiente di merda, ma più che altro, io mi voglio dire, all'improvviso, dopo tutto questo tempo che Insigne è stato nel Napoli e che ha sempre portato la 24, ma all'improvviso ci vogliamo dare questo 10. Ma Insigne è il 24, scusami, ma a questo punto, diciamo, per il futuro sarà tolta anche la 24, perché la maglietta di Insigne. È semplice, perché dobbiamo cercare sempre questa cosa? Maradona era Maradona, se arriverà un altro Maradona se ne parlerà, ma questi non sono i giornalai. Sì, sono i giornalai, quindi non facciamo i giornalai e usiamo il tempo nostro per cose molto più Fabio vuole dire qualcosa? Bepi, al volo? No, io volevo solamente dire, volevo lanciare una provocazione, ma nel senso che secondo voi uno come Lorenzo Insigne, che comunque è arrivato a un punto di maturità secondo me molto elevato, si può fare il problema se c'è la 10, la 24, la 14, la 17, no, la 23? Secondo me lui va in mezzo al campo a fare il suo dovere meglio che può in questo momento, e secondo me può tenere pure la numero 999, non cambierebbe il risultato, sarebbe Lorenzo Insigne lo stesso. Ma io addirittura oggi ho sentito su una radio, era una televisione, era stamattina penso alla radio, era qualcuno là, il solito, l'unico che può è Diego, che dovrebbe fare lui un gesto, ma mo vogliamo fare o chiamamma per ci chiedere o potremmo ma dai, ma smettiamola, ma c'è pure una questione di contegno e buona creanza, no? Cioè, vabbè, zio, noi abbiamo fatto una cosa, lo amo. Ma calcola che non ci sono le partite, non ci sono qualcosa devono parlare. Di bravo, devono parlare. Bepi ha centrato proprio il punto. Prima di tutto, ogni volta che Insigne fa qualche exploit di tipo 3 partite consecutive o 4 partite ad altissimo livello, subito esce in mezzo il discorso e ci siamo anche, ed è anche un po' ripetitivo, cioè
possiamo essere d'accordo o meno, ma inventate, ecco, vedete Fabio, è semplificativo anche senza microfono. Cioè, basta con questa storia qua. Per me, io sono d'accordo, l'idea che Insigne sia il 10 della nazionale italiana mi piace, perché rappresenta il giocatore con più talento in questo momento, ispiratissimo, si è preso anche la squadra dell'Italia sulle spalle e si vede che è un punto di riferimento per i suoi compagni. La soddisfazione di portare la 10 e di essere capitano in nazionale se l'è tolto. Alla grande, a Napoli non si può fare, ma non è lui. E che se nemmeno arrivasse Messi, vi dico io, non si deve prendere la 10, nessuno, perché è ritirata, perché il dio del calcio, non stiamo parlando, cioè si ritira la 6 di Baresi e lo capisco, non la danno a Thiago Silva che era all'altezza probabilmente di Baresi, è un altro calcio. La 10 di Maradona rappresenta più di un numero, rappresenta il giocatore che sceglie Napoli rispetto alle squadre del nord, rispetto alle squadre più forti. Non so scherzo, cioè secondo me bisogna capire, chi fa questo discorso non capisce a fondo cosa ha rappresentato Maradona per il popolo napoletano, per la squadra in quel contesto socio-economico anche, e quindi non si capisce a fondo cosa significa e perché. La rotella, che stai facendo? Bene. No, è per il click, ovviamente. Sono articoli che servono per i click, per vendere qualche copia in più, ma alla fine in sé per sé come discorso non serve. Ho guardato un video, parentesi che non c'entra niente, ho guardato un video di... Ci dici una parola, sto povero guagliù. Sì, è che devo mutare tutti gli altri, poi lo sento 40 volte e la gente dice non si sente, pagliacci, vai. Pagliacci. Oh, una cosa, mi senti meglio? No, malissimo. Non c'è niente da fare. Ti tengo qua con noi perché ti voglio bene, ma Mario Rui, lo so, è Mario Rui, la maledizione di Mario Rui, lo sappiamo. Comunque, dicevo, Bepi, Alberto, Fabio ed Elpidio, ho riguardato Juventus-Napoli 3-5. Una partita in cui, c'è stato di tutto, ma io ho guardato le mazzate che davano a Maradona nelle ginocchia. Bepi, LP, tu mi devi aiutare, ma quando i cartellini gialli 0 gli entravano dritto sulle ginocchia, sulle caviglie, lui con una santa pazienza rotolava, si alzava, non diceva niente, è una caccia all'uomo. Io quella partita me la guardo come l'antibiotico, no? Quando, soprattutto in questo periodo di zona rossa, già me la sono vista un paio di volte. Guardo pure io spesso quella cosa e quella cattiveria, quel Marocchi che dovrebbe vedere pure lui come l'antibiotico. Esatto. Riuscire a comprendere meglio cosa significa giocare a pallone. Vabbè, ma non ci sono parole, ragazzi, un altro calcio, un'altra persona. Chi parla ancora di questa cosa, che addirittura oggi sentivo uno che aveva proposto il 10 barrato da mettere come un autobus ad Insigne, ma stiamo scherzando, a parte che sono sicuro che Insigne non però adesso stiamo cadendo nel loop pure noi. No, cambiamo discorso. Parliamo di Mario Rui, che domani è fondamentale, perché su quella fascia sono cazzi. Ci stanno un paio di personaggi che dalla parte sua dovranno, a parte che domani bisogna squadra come sappiamo fare noi, domani saranno le preventive che saranno fondamentali. Un po' come è successo come contro l'Atletico. Sì. Allora fatemi rispondere quando perché pompavano che c'era sia Di Lorenzo che chi è che ha giocato? Non Politano, ha giocato Lozano, che veniva sempre in soccorso dietro e ha fatto una bellissima partita. Dovrà succedere di là, fortunatamente abbiamo
abbiamo Lorenzo che torna, Sì, e è farà forte anche su da quel piano là, quindi domani bisognerà essere molto attenti e poi ripeto, attenzione, perché poi domani scendiamo in campo anche noi con quel camouflage rosso sulla faccia, lo ricordate? E chi è che segnò in quella partita che avevano pure, che era la stessa ricorrenza di oggi? Ve lo Aiutami. ricordate Che la mia memoria. Ve lo ricordate? No. È un certo K2 che fece l'ultimo gol di testa. Ed era comunque la giornata. Ed erano tutti pittati di rosso. E chissà che non sia il giorno di fare il bis. Perché no? E mo' è parecchio che manca con l'appuntamento. È vero, l'aveva fatto, però l'hanno annullato. Però è bello, è stato bello quello là fatto di Potenza. Quindi quello che ci hanno annullato comunque ultimamente. Quello è stato proprio non bello. voglio essere ripetitivo, ma Calidou ci farà vedere qualcosa di bello, soprattutto in quella zona centrale, quando prenderà quel cazzo di pallone sradicato dai piedi di qualcuno di loro e tre tocchi. Calidou, Elmas, Lorenzo. E il Fidi ha riportato un bel po' di positività anche nella chat, che vedo che stanno ipotizzando uomo partita e cose varie. Fatemi dire a Fabio che ho capito che era che non volevi assolutamente, che capisci il discorso su Insigne, è una provocazione per dire che non hanno mai capito il valore effettivo di Lorenzo. Lo capiamo assolutamente, ma comunque io capisco anche chi la vuole dare, nel senso, soprattutto le nuove generazioni che fanno il discorso il bambino che vuole aspirare alla 10 e sa che è ritirata, eccetera eccetera. Il bambino non deve aspirare a Maradona, il bambino deve aspirare a essere lui stesso, come ha fatto Ronaldo e Messi. Non si sono ispirati a Maradona, sono loro che volevano essere i migliori del mondo e possono esserlo per il momento in cui poi giocheranno. Il numero non ha importanza, insisto su questa. Probabilmente è proprio per questo che Insigne negli ultimi tempi è molto migliorato rispetto all'Insigne di un paio di anni fa, che non faceva altro che fare sempre la stessa medesima cosa: prendi la palla, ti accendi, tira a giro, la palla, ti accendi, tira a giro, sempre la stessa cosa. Mi incazzavo pure io con Fulvio ci vedevamo le partite insieme e buttavamo bestemmie contro Insigne non indifferenti. E perché? Perché voleva fare il decisivo, probabilmente perché lui voleva aspirare a Maradona, alla numero 10. Quando poi probabilmente qualcuno gli ha spiegato: cerca di essere te stesso, cerca di fare il gioco tuo, non cercare di fare sempre sto cazzo di gol a tiro giro, abbiamo capito cosa hai fatto, sei bravo, ma fa occata gol. E là è migliorato Insigne. E hai ragione, sto fatto. È inutile che pensa a prendere la 10, il 24 è Insigne, deve giocare come deve giocare lui, come gioca nella nazionale, che gioca bene. E tra l'altro, parlando sempre della questione Mario Rui e Mo Fabio, eccolo là, vedi, quello che ho notato quando entra Mario Rui è che Insigne e Mario Rui si alternano in questa maniera qua, cioè Mario Rui tende ad entrare all'interno dell'area, sì. Insigne si allarga di sotto. E questa è una cosa che per esempio a me proprio non mi piace, perché dico io, tu c'hai, non so se questo è uno schema che ha scelto Gattuso oppure se è una cosa che fanno loro due, ma si ripete continuamente. Ma perché far entrare in area Mario Rui, che comunque è un terzino e che il senso del gol non ce l'ha, a parte un po' il piede storto, e non far entrare in effetti poi Insigne nell'area, che c'ha un tiro sistemato, che c'ha un dribbling. È una cosa che ho notato solo io o è una cosa che avete notato anche voi? Forse è proprio perché c'è il dribbling e riesce a saltare l'avversario e Mario Rui non lo può fare, però sono d'accordo con te, è una cosa diciamo al contrario,
Però probabilmente è proprio per il fatto che Mario Rui non riesce a saltare l'avversario come riesce a saltarlo Insigne. E perché lo fai entrare in aria? Bisognerebbe parlare con tutte e due di loro. Non è grosso, non è grosso. No. Non è, vabbè, veloce relativamente. Controllo però non è niente di particolare. Non salta l'uomo. Non sa tirare a porta. Non ha senso del gol. Ma che cazzo lo fai entrare a fare in aria? Cioè non è che è un terzino, è un terzino sì, ma non è un terzino di questo livello che riesce a fare queste cose. Cioè non stiamo parlando, che ne so, di un terzino di così grosso, così alto livello come poteva essere Roberto Carlos. Ma io Roberto Carlos ce lo mettevo senza problemi in aria, a bombe che tiravo, si portava tutti i difensori appresso e fine dentro la porta. Ma Mario Rui, cioè, per l'amor di Dio, fa il suo lavoro con la partita da Liverpool l'anno scorso, ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa, quando è stato, non mi ricordo. Però fece un lavorone, Salah non combina un cazzo, quella partita sembrava dopato Mario Rui. Però comunque è Mario Rui, ragazzi, cioè non è che stiamo parlando di Roberto Carlos e lo fai entrare in aria. Boh, non lo so se questo poi è uno schema di Gattuso, però è una cosa che ho notato spesso, è una cosa che personalmente non mi piace. Tra l'altro probabilmente quando vedete che Insigne nella nazionale ha più libertà, è proprio probabilmente per questo, perché non si deve andare a mettere sul lato sinistro per dare spazio a Mario Rui che entra dentro, ma Insigne si muove a tutto campo. Lo vedevate che si muoveva dal lato sinistro, alla fascia sinistra, andava fino alla tre quarti, qualche volta è arrivato pure addirittura a destra. Vero? Raramente. Sì, vero. No, vero. Probabilmente ha bisogno proprio di questa libertà Insigne, che forse per Gattuso non gliela dà. Possibile? Non lo so, io credo che per caratteristiche Rui tende ad accentrarsi, non so perché, non ama arrivare fino in fondo troppo spesso e tende ad accentrarsi, il che alle volte può servire per fare un pochino più di densità centrale, avere un po' di superiorità numerica, e l'ho visto fare anche a Di Lorenzo, quindi il dubbio che c'hai tu, vabbè, ce l'ho anche io, che sia una cosa anche richiesta da schema, però sono d'accordo, ti pesti un po' i piedi, specialmente perché col 4-2-3-1 c'hai anche Mertens in quella zona là, quindi rischi veramente di creare poi l'intuppo in via centrale e nessuno che arriva poi sul fondo, a meno che, esatto, non vada poi Mertens più esterno come movimento per portarsi anche un uomo, e al centro ti ritrovi con Mario Rui che ti risolve la partita con una magia delle sue. Per la gioia di Fabio. Andiamo in silenzio un attimo per far dire qualcosa a Fabio 2 o 3 volte. Vai Fabio. Siccome state parlando della mia materia, ok? Io quando parlate, io magari spero mi sentiate, perché almeno quella è la mia. Vai. Un terzino, la prima cosa deve essere la postura, fase difensiva in primis, palla scoperta, palla coperta, ero terzino, ecco perché magari lo dico. Postura perfetta, invece è al contrario. L'unica cosa che posso pensare che Sarri lo metteva, ne parliamo proprio, Gattuso anche, diciamo, è che ha forse un migliore di Lorenzo, sai, ovvio, e allora magari l'unico potrebbe in teoria far partire qualche cross teso di sinistra, che è una volta malata magari, che riesce ad andare più avanti del vertice sinistro dell'area. Però c'è scarso perché cioè io terzini anche di altre squadre, tipo pure quello che diceva Valerio oggi lo Spezia, no? Da 3-45, quello che sì, ma avendo la postura linea, pure se deve solo appoggiare il centrocampista e a borracci l'acqua a centro, meno diciamo notano solo scemità. Cioè io per esempio voi Valeria e fare di Lorenzo quel movimento di Lorenzo, cioè di cosa abbiamo, e quindi però dove giocava di Lorenzo e questo non si può chiamare terzino tipo di Lorenzo, punto interrogativo.
un attimo i microfoni degli altri quanti, con tutti quanti, l'abbiamo dovuto fare sfogare, buon Fabio, ovviamente. Io capisco, e se tu, insomma, anche io ho fatto il terzino, però veramente per troppo poco a 11, e quindi però capisco, e ci sono dei movimenti che tu dici non è così che devi affrontare l'avversario che ti sta venendo addosso. Lo capisco, e non so se effettivamente il piede è quello che gli ha dato, perché sono pochi i terzini e i mancini, e quindi magari hai una carriera un po' più lunga, giochi magari titolare anche nella nazionale perché sono poche le alternative. Questo non lo so. So che sarei contento di averne un altro, so che lui dà tutto, dà il massimo. Lui darà il massimo sempre, perché alle volte ho visto anche partite dove era l'unico con la Cazzim che ci teneva, e credo che il Pidio mi darà ragione. Però se arriva un altro che ci può far fare il salto di qualità, che ben venga, perché noi la maglia prima del giocatore. LP. Assolutamente. No, assolutamente. Ma io sono d'accordo con te. Però non adesso abbiamo lui, tifiamo per lui, e domani ci fa sorridere, dai, per sicuro. Brewer ci dice Per sicuro. senso della posizione, rapidità per le scalate, questo serve. Se sa crossare ancora meglio, e sì, pure io terzino destro, vedi? No, sono convinto che sarà così. Dai, domani ci sentiremo molto spesso sulla chat. Sì, poi mi sentirete dopo. Taglio tutti assolutamente. Ragazzi, no, io domani la partita me la sento per radio, ho deciso. Ah sì? Carmine Martino? Sì, non ho, sicuramente non riesco, perché sennò veramente mi sento male. Per radio più la sopporto. Ragazzi, chiedo ai miei moderatori, chiedo a Marat a quanti like stiamo, perché se non ci siamo io me ne vado e faccio anche andare a riposare gli amici, che giustamente il buon Fabio deve salutarci. E facciamo, no, va bene, ok. Fatemi sapere i like, lasciate i like, maledizione, che se no Pepi 136, no, dovrebbero essere 136. Ah, 136, possibile che non arriviamo a 150 con tutto questo bel di Dio. Obiettivo 150 like immediatamente, se no me ne vado subito. Lo so, Fabio, vuoi parlare? Lo so, ma devi aspettare, perché si sente una chiave, che il pubblico non mette il like perché si sente troppo una chiave. Andiamo avanti. Vale, Zielinski meglio dietro o trequartista? Per me meglio dietro, perché deve fare la spinta importante, lo vedrei bene sia con Fabian che con Baca, ma per me può fare il fulcro del gioco sia per caratteristiche e personalità. Siamo a 135, quindi ragazzi andate avanti. E sulla questione Zielinski io sono d'accordo con te, chiedo anche ad Alberto, a Bepi e il Pidio. Fabio mi deve fare solo sì o no con la testa, perché questa è la situazione al momento. Vai Bepi, tu dove lo vedi meglio Zielinski? Sperando che insomma ci lasciamo fuori le tre cose di Fabian, io lo metterei con Bakayoko nel suo ruolo, a fare i suoi grandi stop e giro al volo come solo lui sa fare, per innescare poi un eventuale Mertens, un eventuale Insigne. Secondo me, nella sua posizione naturale, una bella cosa. Alberto. Io lo vorrei vedere centrocampista centrale insieme a Bakayoko, come ha anche detto Bevi, perché l'abbiamo visto adesso da solo, l'abbiamo visto i due play, sì. E adesso poi abbiamo visto Fabian da solo come play con Bakayoko alle spalle. Vorrei vedere Zielinski proprio perché Fabian è lento, l'abbiamo sempre detto che Fabian è lento e continuo a trovarlo molto lento. Vorrei vedere com'è il Napoli con un gioco un po' più veloce, tra l'altro l'ambidestro, quindi la possibilità di tirare sinistro e destro, quindi lo trovo più pericoloso in attacco. Vorrei vederlo al centrocampo, sinceramente. Pidio. Io lo vedo o lui o Elmas, quindi metà partita a testa e magari gol di Zielinski da
da una bella seggiata nel 7 come le sa fare. Una di quelle che la rete non smette mai più di muoversi, sì, che bello. Perché se abbiamo, cioè, noi dobbiamo sfruttare questo fatto dei cambi. Mezza partita a testa, ma con sangue all'occhio. La prima fase di imprevedibilità, di fantasia, perché ovviamente Elmas è più tecnico, più imprevedibile, gli piace saltare l'uomo, piace entrare in area, piace fare un po' di tutto, per questo noi lo chiamiamo pure Mastro Giorgio, perché sapeva fare tutte cose. Invece Zelinski è uomo di sostanza, d'ordine, e raga, adesso non sta al 100% perché il Covid se l'è preso per bene lui. Quindi metà partita a testa e non si incazza nessuno. Ce la vedo, ce la vedo. Allora, abbiamo un tifoso del Milan che ci chiede: scusate, sono milanista, volevo sapere dove posso vedere la conferenza stampa di Gattuso di oggi, per favore. Mi faccio aiutare dagli amici, credo che non ci sia stata conferenza prepartita di Gattuso. Non mi pare, altrimenti l'avremmo ascoltata. Le facciamo noi le conferenze prima della partita. Esatto. Gattuso è concentrato su altro. Anche perché, vedi Mariano, oh my god, I love Elpidio. Of course, we all love him so much. Quindi, amico Alessandro, purtroppo sì, ti devi fidare di noi, tanto le domande sarebbero state sempre le stesse, la pausa delle nazionali, ma secondo voi sono tornati in forma? E lui diceva, ma la formazione io non ve la dico, non parlate di scudetto che sennò vi mando a fanculo. Questo avrebbe fondamentalmente detto. Gattuso è interessante da sentire dopo, è interessante dopo che lui non te la manda a dire e ti dice le cose, anche quando gli arriva la domanda banale ti dice la cosa bella, quindi capisco che tu volevi avere degli spunti dalla conferenza, ma purtroppo non è nostra abitudine. Questa è una delle cose che non mi piace, che il Napoli parla sempre poco, cioè non c'è mai roba ufficiale, non lo so, vado un po' in freva, non so tu, Bepi. Tanto, e quando parla per bocca di quelli che parlano fanno più danni che altro, tranne che Gattuso, chiaramente. Sappiamo a chi mi sto riferendo, no? Sì. Andate a cogliere le patate, andate a fare le fragole di bosco, le castagne, le noci, i cingillà, smacchiate i leopardi. Io sono il più, vabbè. Vabbè, sono io. Il top player, ti sei scordato. Giusto, me lo sono dimenticato. Vediamo Fabio che ci dice, un altro Fabio che ci dice: mi piacerebbe vedere una formazione con Zielinski trequartista, con centrocampo a 3, con Demme, Bakayoko, centro-sinistra e Ruiz. Tu quindi praticamente hai rivoluzionato la formazione e per vederlo trequartista vuoi o un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1, quindi con un Zielinski con 2 sottopunta. Quindi facci sapere quale delle due cose volevi. Basta che non pigliamo i pali, ci dice Angelo, noi non ci dimentichiamo della nostra, giustamente. Io penso che abbiamo battuto il record l'anno scorso, mi pare. Io ero rimasto che il Napoli aveva il record dei pali in Europa quasi verso la fine del campionato. Se il record è rimasto nostro non lo so più, però il Napoli c'aveva il record. Vabbè, ma poi abbiamo chi dice allarghiamo le porte. Esatto. Red Hammer, sarei curioso di vedere un 4-2-3-1 con Mertens punta e Zielinski trequartista. Prima o poi li vedremo tutti, secondo me, tutti questi esperti, perché sono tutte cose logiche e le capiremo. Luca Di Serio dice: anche io mi chiamo Elpidio. Luca Di Serio, vedi, abbiamo fatto scopa. Di Serio Luca, si chiama anche lui Elpidio. Enzo Lubrano dice: ragazzi, ma io schifo troppo la Juve, come devo fare? Non ce n'è uno che qua dentro non è d'accordo. Io non pigliavo manco i videogiochi, penso. Quando giocavo ai videogiochi mai. Vabbè, io la pigliavo come nemico quando sapevo che comunque ero oramai più forte e almeno bam. Enzo, non sei il solo, questa è la verità, è perché troppo, ne hanno fatte troppe una dietro all'altra, non era così prima, io non me li cagavo proprio, e invece ne hanno fatte troppe. Fabio, il buon Fabio, sì, facciamo intervenire il buon Fabio, vedo le cose. Silenzio tutti! Quando parlo io
tutti devono stare in silenzio. Comunque, Vale, ti ho mandato un memo, a prescindere da questo. Volevo dire, parlo più lento, magari chat mi vorrei vedere un Bakayoko basso, Fabian Zielinski. Che ne pensate nel 4-3-3? Si rimuta e passo la parola ad Alberto. 4-3-3 con Bakayoko vertice basso. Non ha le qualità da regista. Bello secco, la risposta è forte, mi piace assai, non è un regista. È un bel rischio. È un bel rischio perché conosciamo la velocità del nostro Bacca, quindi sarebbe un bel rischio. Magari ci avrà anche il lancio, ma non credo che è troppo un rischio. Helpi? Se avessimo avuto Galleon avrei messo lui là. Io ti dico, Fabio, non lo so. Se fai un discorso di passaggio sul breve, se non posso leggere il labiale, non è basso? Scrivi in chat. Scrivi in chat che forse è meglio, così spieghi il tuo discorso meglio. Non è basso come Demme. Non è basso come Demme. Ah, ho capito. Vabbè. Grande Alberto. Ovvio che sì, se devi fare la lotta va benissimo, ma se poi devi impostare l'azione dal basso, io come Alberto credo che avrebbe difficoltà nel girarsi 3 ore. Noi già con Fabian se gira 3 ore, cioè, credo che con Bakayoko ci verrebbero veramente i sorci verdi, 3 tocchi in più, 3 ore in più. Quindi centrocampo a 3, Bakayoko lo vedrei più una delle mezze ali, però è proprio perfetto nel centrocampo a 2, secondo me. Crea proprio troppo lento per essere una mezzala. Pure secondo me dovrebbe fare la mezzala, proprio non ha le caratteristiche di inserimento, insomma è proprio perfetto per è un centrocampista centrale, punto. Sì. O a fianco c'è qualcuno che ti fa dalla regia, oppure diventa un po' più complicato. La sapete la formazione del Milan? Guarda, abbiamo fatto vari video con altri youtuber del Milan, pare che sia bella che è fatta, con Donnarumma in porta, Calabria terzino destro, Kier, Romagnoli, Teo Hernandez, a centrocampo Benasser e Kessi, e in attacco Salam Aleikum, non mi ricordo mai come si dice, Salanoglu di sottopunta e Rebic a sinistra con Ibrahimovic in attacco. Poi nel secondo tempo Diaz, chi per lui, per dare un po' di freschezza ai trequartisti, ma questi dovrebbero essere i titolari vista l'indisponibilità di Leao, che non è male dal nostro punto di vista, perché così poteva essere un imprevedibile. Ma Malquit non gioca mai? Ci chiede Roberto Ciambelli. Ragazzi, non gioca mai, ma Gattuso della natura, se a lui non piace ci potremmo fare poco. A me piace, a me è sempre piaciuto. L'abbiamo visto, vabbè, pure nel come si dice, a Castel di Sangro, anche certi siparietti tra lui e Malquit, tra lui e Gattuso. Vai, vatti ad allenare, cioè nel senso parlo un poco di meno e fatica, mi ha dato questa impressione qua. Può darsi pure per questo, può darsi pure che lui non si alleni come in effetti Gattuso vuole, e a Gattuso probabilmente avrà detto o ti spacchi il culo nell'allenamento, o fin quando non ti spacchi il culo come dico io tu non entri. Può essere. Anche perché c'è una bella concorrenza, c'ha Pallone d'Oro Isai che quando non c'è Di Lorenzo è sulla fascia, quindi esatto, è vero. Sempre che faccia parte ancora del Napoli, non so. Assolutamente, ma Isai che si è preso il Covid, pare fortunatamente sia asintomatico, ma come tutte le persone normali se la prende in Albania e resta in Albania, non che si prende aerei privati, ambulanze da 50.000 euro private per trasformarsi
e per spostarsi, per fare i cazzi suoi, perché tanto vedi un bacione Fabio che ci fa vedere anche le sue magliette appese alla grande, e quindi sì, dobbiamo fare a meno. Ma quel Reguilon che è stato accostato a Napoli, poi è andato in Inghilterra, non è un signor terzino sinistro? È certo che lo è, certo che Ma lo non è. ce l'hanno pigliato, quindi poi niente serve. Sta facendo le fortune in Più questo niente che poco. no, forte. Io poi, dovendo scegliere tra lui, gli altri erano il famoso Angeligno. Ci sono terzini sinistri che ti farebbero fare la differenza, però costano assai se li tengono. Secondo me non è neanche la questione che costano assai, secondo me è la questione di quanto vogliono al mese. Ricordiamoci le famose parole di Ancelotti, che disse che se volete giocatori da 10 milioni l'anno, dimenticatevelo. Qua non arriverà mai. Mai no, forse fra 20 anni. Forse. È uguale a mai, insomma. No, 20 anni sono 20 anni, Io sono anziano. Io sono anziano. Ma va, quanti anni tieni? 40 anni? 44. Fra 20 anni tieni 64, che cazzo vuoi? Detto proprio sciolto. Amen. Tieni 64, allora dice che ci vuole di quanti anni c'hai? Ma il Pidio è un'altra generazione, un uomo di ferro, zio. Sì. Zio è un'altra cosa. Lo zio non si tocca. Lo zio è ancora un ragazzino. Dice che il Pidio è sulla soglia della vecchiaia. No, io non ho parlato del Pidio, ho parlato di me perché sono i miei acciacchi. E gli acciacchi ce l'abbiamo tutti qua. Fabian e Mario Rui fuori rosa, buttate la chiave. D'accordo. D'accordo, più per Fabian che per Mario Rui. Vedi? Ragazzi, smettiamola. No, si è dasciatato Fabian si è dasciatato, perché sennò mi indossano. Io con mia figlia ripete. Io ve l'ho detto già, nel momento in cui Fabian acquisterà una continuità, ma io dico una continuità, aspetta, che non capisci quando fi croce dovrebbe essere il fegato quando Fabian acquisterà una continuità, che io intendo come continuità, non una continuità che ti fa tutte super partite, ma che ti fa una grande partita e ti fa 5-6 partite normali, sistemate, dove non fa stronzate, dove gioca come un giocatore di Serie A. Allora ne potremmo parlare. Ma cominciamo a ragionare di reparto, scusami. Facciamo un attimo, questa è una cosa che possiamo lanciare a Valerio, e ci fa sapere casomai su una prossima puntata. Video dedicato. Di reparto. Io ho l'impressione che Fabian è una persona umorale, cioè quando giochiamo a 1000, tutta la squadra, anche Fabian, gioca a 1000. Come vede che la questione un attimo rallenta, e rallenta pure lui. Io la vedo così, perché se voi vedete come gioca, è vero che in Spagna la nazionale spagnola c'ha tutta un'altra architettura di squadra, no? Io lo vedo che così addormentato non lo è. Quando in Napoli gira a 1000 pure lui, raga. È così. Noi forse perché ci concentriamo sempre su quel fatto che lui c'ha quel suo modo di muoversi, di quel passo e mezzo che ci dà, che forse ci destabilizza. Però stiamo esagerando allora, pure noi. Scusami un attimo, allora io ancora di più non mi sta bene questa cosa, perché lui nel suo ruolo praticamente non è altro che il regista del Napoli, perché se vedi le palle passano tutte quante da lui, e se lui si lascia praticamente trasportare dalla squadra è un regista del cazzo, perché il regista deve dare il ritmo alla squadra, e se quindi lui decide che quel giorno si deve giocare veloce, ha da giocare veloce. Bravo, e quello fa il regista. Se in quel momento invece se lui gioca veloce, quel giorno abbiamo il buon Ciro che non gira, si sostituisce Ciro. Ho capito, appunto. Quindi comincia a vedere che la prestazione totale della squadra che bisogna vedere. Sì, certo.
Cioè, io te la vorrei ribaltare, zio, e se poi è proprio la squadra va piano perché Fabian si addormenta? Ma Perché il regista? Cioè, qua nessuno parla, nessuno mette in discussione la sua classe, l'abbiamo visto in nazionale con la Spagna, addirittura ha giocato dal lato opposto in cui gioca al Napoli. È un mostro. Cioè, sembrava Mario Rui contro il Liverpool. Giusto per tirare in Ma è ballo la anche il grande nostro... partita, è la famosa grande partita ingarrata da lui, ho capito. probabilmente. E allora è Quindi ingarrato significa pure che da adesso Fabian, punto. significa Facile. che domenica farà una partita di merda. Cioè domani farà una partita di merda, perché se fa la partita, la grande partita e poi 5-6 partite di merda, significa che le prossime 5-6 partite saranno partite di merda, perché la partita buona l'ha fatta nella Spagna. Poi io sono abbastanza ignorante in materia, no? Ve lo dico bello apertamente, però io Lorenzo Insigne non ho mai visto riprendere nessuno dicendo e gli fai sempre tunnel, non ci ricordiamo questo piccolo siparietto, Cioè, sì. vuol dire che anche nella squadra c'è questo malessere e si capisce che Fabian non sta andando a 1000, magari ci avrà i suoi problemi, magari non lo so, boh. Però comunque non è il Fabian che tutti ci aspettavamo alla fine. Io per aggiungermi al vostro discorso credo che veramente il livello anche dell'aspettativa del tifoso è salito vertiginosamente, perché un giocatore come Fabian ce lo sognavamo, e però capisco, perché sono io il primo, io faccio le reazioni live, quindi come posso negarmi la mia reazione quando dico Fabian, che cazzo, quando la vuoi tira subito, non controlla. È evidente. Sono anche un po'... Adesso lo sto guardando anche tanto, nel senso che mi aspetto che faccia una cosa, che faccia quel tocco in più, quindi gli occhi miei sono su di lui. Ed è inevitabile che se uno di noi tifosi lo ha puntato, lo sai, ma Fabio ad aspettare. Ogni volta che fate un discorso, voi fate così, a pezzo discorso. Scusa, no, continua. No. Vabbè, è chiaro, nel senso che come lo sto guardando io da vicino e sono anche cattivo nel giudizio, perché so il potenziale che ha Fabian e so quanto potrebbe fare, anche altri tifosi, come è successo in passato con Hiller, come è successo in passato con altri giocatori che sono arrivati in pompa magna e che quindi ci si aspettava tanto da loro, che ne so, Verdi per esempio, le cose che sono andate male, cioè avevi un'aspettativa medio-alta e sono andate male. Non sono tanti questi giocatori qua, però il tifoso del Napoli è ipercritico, iperattento sui movimenti del giocatore. Facciamo intervenire il buon Fabio, che giustamente ci chiedeva la parola. Aspetta, Bepi che sta scrivendo, 150 like, bravissimi, per festeggiare vi faccio ascoltare Fabio, che si sentirà 2 o 3 volte a seconda dell'eco. Via. Mi senti bene? Dimmi solo sì o no, perché sennò malissimo. Il problema è che ha ancora 23 anni, però quello che io gli imputo sempre è che sta sempre a palla alla porta, pure a centrocampo. È impressionante sta cosa, non può mai stare spalla alla porta, poi fa i 3 tocchi in più e li sappiamo, però sta sempre di spalle, ecco perché lo diciamo sempre sistematicamente anticipa spesso e volentieri, prendiamo contropiede. Il problema è che ancora 23 anni, forse ancora non carsi dal calcio spagnolo, credo, non lo so. Riprendo i microfoni, abbiamo capito il punto di vista, visto che con difficoltà qualcuno si sentiva così e così, purtroppo dobbiamo capire i problemi tecnici, non è colpa di nessuno. Io vedrei anche Insigne dietro Mertens con Politano e Lozano, voi cosa ne pensate? Michele, io ho escluso a più riprese l'idea di mettere Insigne trequartista e allontanarlo dalla fascia, perché lui ama partire da quella zona là, poi ci finisce dietro Mertens, si alternano, può finire anche a destra per chiudere l'azione, l'ha fatto con l'Italia, ma deve sempre partire dalla fascia, secondo me. Alberto Lorusso, Meretta a porta. Ciao Alberto, come stai? Sì, ma caro amico mio, un giocatore pagato 40 milioni, ha altre aspettative dal tifoso, ogni volta deve crescere, ma cosa deve crescere più? No, amico, il prezzo ce lo dobbiamo togliere dalla mente, perché ci sono delle dinamiche che non capiamo, il giocatore
più giovane costa di più di un giocatore che magari è 3 volte più forte ma è a fine carriera. Non dobbiamo fare i conti in tasca all'operazione finanziaria, dobbiamo vedere quanto può dare al Napoli in un'annata, in 2 annate, eccetera, eccetera. A me non mi interessa quanto viene a costare un giocatore, altrimenti Lozano 40 milioni, dovevamo subito bollarlo, non funziona. L'abbiamo visto anche giocare in una posizione che non era sua, bisogna metterlo in condizione. Fabian è passato da mezzala, adesso sta facendo il regista. Assolutamente, facciamo salutare il Pidio, ragazzi, è pure tardi, io sto andando. Ciao Elpidio. Ciao zio. Ragazzi, buonanotte. Grande zio. Buonanotte a domani. E forza Napoli. Sempre. Forza Napoli sempre. Sempre. Grazie della compagnia. Grazie ciao, a te. Zio, ciao. Assolutamente. Ciao Elpidio, ragazzi, lasciate un like per Elpidio, tutti. Grandioso. E quindi sì, non mi interessa. Il centrocampo della Spagna la vedevi? Poi dovremmo anche andare a vedere anche con chi. Valerio, però onestamente, quante volte l'abbiamo detto, se tu vali, ora che c'è il fianco Ronaldo o meno, ti può essere di supporto, ma se tu vali, punto. Cioè, Fabian sta avendo un'involuzione, secondo me, perché fino all'anno scorso mi sa che nessuno si è mai lamentato. Così... No, io dico 2 anni fa. 2 anni fa io ero contento di Fabian. L'anno scorso così e così, però l'anno scorso voglio valutare il fatto che non si è capito niente, troppi esperimenti, eccetera, eccetera. E dopodiché quest'anno ancora io sono medio contento di quello che sta facendo. Può fare di più, vogliamo vederlo nella continuità, ovviamente. Poi va bene, perché magari ne prendiamo un'altra ancora peggio, però. Può darsi pure che lui deve ancora capire come funziona il nuovo modulo. Può darsi. Però penso che la lentezza non è che ci sia. Capivi, ti deve alzare la testa, devi vedere cosa fa. Sì. È lento, vai giù, è lento. Stavo cercando di giustificarlo, è lento. È lento proprio. Questo non lo possiamo negare, va benissimo. Deve imparare a giocare tutti e 2 piedi se vuole diventare più veloce. Qualcuno dice 35 milioni di Fabian Ruiz e 0 Rabiot, che a oggi vale 3 Fabian. No, è vero proprio. La PIL per attirare i giocatori in scadenza. Non diciamo cazzate. No, vabbè, sì, dimmi tu, Albert, ma credo che la pensiamo allo stesso modo sotto questo punto di vista. No, Rabiot non è niente di particolare come giocatore. A 0 è arrivato e a 0 doveva arrivare, perché il giocatore come Rabiot arriva a 0. Sì, è una cosa più. La cosa, comunque hanno speso una botta di soldi anche per lui. Ma tra l'altro su Rabiot non è che tu dici è un giocatore giovane sul quale puoi puntare nel futuro, cose del genere. Fabian, se si sblocca, se impara a giocare a destra e sinistra, diventa più veloce, perché quello là il problema è lui è grosso comunque, mi pare che 1,90 m, quanto cazzo è, non puoi pretendere che lui si giri velocemente. Ci stanno, perché vedi per esempio Ibrahimovic, ok, però lui non ce l'ha, quindi che cosa deve fare? Deve imparare a giocare di destra e di sinistra, perché ogni volta che fa il passaggio deve sempre portarsi la palla sul sinistro, deve imparare a giocarsi col destro, a giocare col destro. Quindi praticamente Gattuso, se riesce a capire questa cosa, lo deve prendere negli allenamenti e dice: come tu occupa il loro sinistro a Busco, proprio così. Detto proprio, vabbè, se tocchi il pallone col piede sinistro hai una multa, e così può essere che farà giocare di destro. A Buschi più bello, Sancio, stile scuola calcio. Ma è così, deve impararlo, c'ha 23 anni, se non lo impara adesso a 23 anni, quando lo deve imparare? Quando ne tiene 30, a fine carriera. È l'unica cosa che c'ha, l'unica possibilità che ha per poter diventare più veloce, perché c'è il tocco anche di destro e la scarica subito. Valerio, come parlando a proposito dei sinistri, no? Stasera che abbiamo visto i non colorati, lo stesso, come cavolo si chiama, che ha sbagliato il gol praticamente a porta vuota, è perché ha tirato con il suo sinistro, doveva tirare col destro, se tirava col destro la sfondava la porta. Bernardeschi, bravo. Però siamo là, Fabian solo sinistro, ma non ti fa un passaggio neanche a 1 metro di destro. Perciò e quello è grave. Ragazzi, Mariano ci chiede, e io non so rispondere, credo di no, però
c'è un giocatore in Serie A che stoppa meglio di Insigne? Io credo sia la sua cosa migliore, meglio dell'assist, meglio anche della fase difensiva, la capacità di pulire i palloni che gli arrivano da tutte le parti, la mette a terra, credo sia veramente il migliore in Serie A. Poi l'unica persona che sappia stoppare come sa stoppare Insigne proprio in Europa, ma lo dico giusto per sudditanza psicologica, è Messi. Se no, c'è Messi, c'è Marcelo, per dire che abbiamo visto video in cui gli arriva una palla e poi improvvisamente il pallone è fermo a terra. Però noi guardiamo Insigne, guardiamo il campionato italiano e veramente ne ho viste poche fare gli stop come li fa lui, veramente. Non mi picchiate, sapete chi assomiglia per me? Basta che me... non tocco pallone con sinistra, poi non ti picchiamo. Ok, bravo. Per me Insigne è un po' rivedere il grande Del Piero. Ok. A me Del Piero non è mai piaciuto. Però mi fa rivedere Del Piero nei tempi d'oro. Non lo so, mi dà quell'impressione, però è una mia sensazione, attenzione, non li sto mica paragonando, però mi sembra di vedere Del Piero. Sicuramente Neymar, sì, vabbè, è chiaro, in Europa ci sono quelli che fanno della tecnica e dello stop la loro arma migliore, ma sono anche giocatori. Io ho detto proprio, è la cosa in cui lui eccelle al massimo. Del Piero non piace qua. Io c'ho ricordi agrodolci, che c'è stato un momento in cui Del Piero ha smesso di essere decisivo e anche in nazionale mi dava un pochino fastidio, ed era il periodo in cui seguivo la nazionale italiana, c'erano anche molti è il periodo in cui l'ha vinta i mondiali, là era divertente, era bello, era una bella squadra di nazionale. Così e così, era già verso il così e così, e poi è stato infatti anche messo proprio alle porte, messo ai margini. Il buon Fabio è sparito, morto completamente. Io lo volevo anche fare. Eccolo qua, fatto di luce. Silenzio tutti, il buon Fabio. Vale, sono le cuffie, mi senti? Ho messo le cuffie, mi sentite meglio? Oces. Mi senti? Pronto? Ti sento male come prima. 1, 2, 3, prova. Mi senti meglio? Ho messo le cuffie. No, lo devo mutare perché non si può fare. Sono stato anni e anni a fare prove e controprove, non si può fare. Amico. Allora, ragazzi, io sono arrivato al limite della stanchezza, devo farmi uno spaghetto, non lo so, sono le 6:30. Vai a mangiare, vai. Una bella cosa, voglio ringraziare un pochino tutti, volevo andare live perché volevo parlare del Napoli insieme a voi e per fare passare questo sabato fondamentalmente perché la domenica è alle porte, faremo reazione e se va tutto bene faremo un'altra live subito dopo la partita. Sto addirittura pensando di andare a bomba live e postare la reazione il giorno dopo, non lo so, mi farò ispirare dal momento come al solito. Voglio ringraziare nell'ordine l'ottimo Fabio Cafab, un bacio amico mio, grazie sempre per il tuo supporto, sei straordinario anche senza voce, ti voglio bene. Ciao Fabio. L'amico Alberto Levitan, Artemius Blow. Ciao, grazie a te. Il Brewer aveva notato e apprezzato il cappello sull'amplificatore. Questo è un cappellino storico. Perché devi sapere che io sono un fan di Michael Jackson. ma come sei fine? Solamente la finezza. Non tutti possono arrivarci e noi siamo schiattati di risate perché era perfetto il ritmo della battuta di chi conosce Totò e chi ha studiato la cosa. Grazie Alberto, un abbraccio. Buonanotte. Ciao. Bepi. È una gabbia di matti. Siamo una gabbia di matti. È una gabbia di matti, però io mi sto divertendo tantissimo. Dal 1920. Dal 1919. Insomma, ragazzi, vi abbraccio tutti. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao. E
ringrazio tutti gli amici bellini, lo vedete, qua sono uscite le cose, ogni tanto escono le cose, Twitch, cose, Telegram, iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi al canale YouTube che esce scritto qua, vedete, l'ultimo è stato Mare Chiaro, se io tolgo la mia cosa qua, Caffè Nà, perché poi lo sapete che mi chiamo Caffè Nà, l'ultimo iscritto è stato Mare Chiaro 97, c'è qualcuno tra voi 69 che state guardando in questo momento che non è iscritto al canale? Vi consiglio di iscrivervi al canale, esce qua, facciamo i fuochi d'artificio, lavorerò sulle nuove grafiche per farlo ancora più bellino, perché voi siete gli amici bellini e gli amici bellini meritano questo ed altro, segreti e cose varie che voi vi fate sapere. Di serio, non lasciarci veramente barana stronzata. Veramente devo, perché ho finito la voce, devo assolutamente... Puoi entrare tu, Marat, e puoi venirci a dare un saluto al volo. Vai, voglio dare questa cosa agli amici, un saluto dal mio mod. Ti vengo a dare subito il link, perché ci sta. Lionel vuole la reaction live della partita. Non credo proprio che sono in grado di farlo, ma sai perché? Semplicemente perché sarei con un ritardo di 3-4 secondi con lo streaming, 3-4 secondi con il live. Praticamente per fare la live dovrei non leggere i vostri commenti, perché voi mi direste le cose prima che io le vedo. È una cosa se mi guardo la partita di un altro, è una cosa se mi guardo il Napoli. Non credo sia proprio in grado di farlo, assolutamente. Quindi giro il link al volo all'amico Marat e vediamo al volo di salutarlo, perché voi dovete vedere. Ah, non puoi? Vabbè, giusto un saluto. Se puoi giusto un salutino, altrimenti non fa niente. E va bene così. No, non ti preoccupare, un giorno risolveremo, facciamo una colletta di tutte le donazioni di Luca Delise e ti compro un telefono a te. Facciamo così, è la cosa migliore. Vi abbraccio fortissimo, lasciate like, vi voglio bene, non dimenticate che su questo canale solo cose di qualità. Mito, forza Benasser. Benasser tra l'altro è un grande giocatore. Benasser, quando il Napoli cercava di comprare, si parlava di Benasser, e secondo me è un giocatore che anche, sai, un buon sinistro, è tosto fisicamente nonostante sia piccolino. Mi sembra solamente che ogni tanto rischia un dribbling in più, almeno con l'Empoli rischiava un dribbling in più perché si sentiva il più forte della squadra. Ma il segreto per giocare poi a certi livelli in una squadra più importante, ecco che voi il segreto